Buonasera a tutti, diamo inizio alla seduta del Consiglio. Come sempre informo che è trasmessa in diretta tramite webcam, pertanto salutiamo il pubblico che ci segue da casa e comunico le assenze per motivi di salute della consigliera Irina Drigo, del consigliere Barbisan Leonardo e del consigliere Stival Renato. Do comunque alla segretaria la parola per l'appello, grazie. Buonasera a tutti. Florio Favero, Arreghini Silvia, Barbisan Leonardo assente giustificato, Bertoncello Antonio, Bravo Bertilla, Dallabona Paolo, Drigo Irina assente giustificata, Mascarin Gastone, Morsanuto Angelo, Pizzolito Mario, Ret Maria Teresa, Rodriguez Riccardo, lo vedo, Senatore Maria Teresa, Stival Renato assente giustificato, Terenzi Marco, Vindigni Andrea e Zanuto Alessandra. Grazie. Scrutatori, allora nomino la consigliera Ret Maria Teresa, Rodriguez Riccardo e senatore Maria Teresa. Passiamo al primo punto, sulle comunicazioni. Sulle comunicazioni volevo fare io una piccola premessa, se mi concedete. Le comunicazioni sono degli interventi, tra l'altro il regolamento prevede che può esserci un intervento di un componente per ogni gruppo, di 3 minuti al massimo, per apportare notizie e comunicazioni che sono inerenti a delle attività che sono insorte a breve dal Consiglio, quindi non sono ovviamente argomenti da dibattere. Questo mi dà là per dire cosa. Io mi rivolgo in questo momento al consigliere Pizzolito, al quale poi per fatto personale do la parola di poter rispondere con un paio di minuti, nel dire che a seguito dell'ultimo Consiglio Comunale, dove a me sembrava di essergli anche andato incontro, accorgendomi che gli argomenti che stava portando non erano, diciamo, non facevano parte del ramo delle comunicazioni, e dando anche la mia disponibilità a tramutarle. Però devo essere sincero, consigliere Pizzolito, ho visto una sua intervista che mi ha un po' amareggiato, credo sia stata un po' infelice, nel senso che lei ha all'interno della intervista alluso a che io avesse volutamente voluto togliere la parola o quant'altro. Quindi lungi da me, io sapete quanto rispetto tutti i consiglieri, sono quasi maniacale su questo aspetto qua, e quindi le chiedo, io spero che sia stata un po' l'inesperienza, perché obiettivamente lei ha la sua esperienza di medico e di professionista della medicina, magari come consigliere obiettivamente può essere che qualcuno non abbia tutte le nozioni legate al regolamento, però sono qua per dare una mano a tutti e per portare a tutti la mia disponibilità a lavorarci. Adesso se vuole ribattere con un breve intervento, altrimenti lasciamo anche stare. La ringrazio Presidente, non scendiamo certo in polemica, poi io e lei abbiamo un rapporto, mi sembra che vada al di là di questa situazione qua, no? Era perché avevo appena iniziato e in quel momento, anche da un punto di vista emozionale, mi sembrava di non aver avuto lo spazio sufficiente, ma non c'era nessun tipo di polemica in questo senso. Grazie. Signor Sindaco, ha comunicazioni? Sì, solo una, riguarda la situazione Covid, che è il tema principale della nazione e del nostro Paese. I contagi, come vedete, che sono pubblici nel nostro sito, variano dai 20 ai 25, con anche, abbiamo toccato nella settimana scorsa 8, 10, 12 contagi al giorno. Non sono allarmanti per il fatto che di conseguenza non ci sono
contagiati che entrano in terapia intensiva. Anche ieri, anche oggi, addirittura sono calati, Jesolo 0, San Donà 0, Portoluaro 3. Quindi sono stabili i contagi all'interno della terapia intensiva, che è uno dei parametri più importanti. Come conferenza dei sindaci sollecitati dall'ASL, abbiamo deciso comunque che in questo periodo natalizio, siccome gli assembramenti, siccome gli assembramenti possono essere causa effettivamente di contagio, abbiamo deciso come comuni tutti di emettere un'ordinanza di obbligo delle mascherine nei posti dove più è elevato il rischio, anche se dire elevato in centro a Portoluaro è fra virgolette, però è un modo per aumentare la protezione fra le persone. Quando uno cammina in città da solo è ovvio che può togliere la mascherina, perché il rischio di contagio è nullo. Se però trova una persona vicina a 1 metro è giusto che la metta. Noi l'abbiamo obbligato, come tutti i comuni, chi prima chi dopo ci arriveranno tutti i 22 comuni, e su questo mi sembra che sia corretto che le persone siano sempre di più sensibilizzate su questo tema. L'ordinanza vale dal 9 di dicembre al 9 di gennaio, compresi. Tutti gli eventi natalizi che causano assembramenti saranno vietati, quindi compreso anche l'ultimo dell'anno in piazza e il primo dell'anno in piazza. Grazie. Grazie, signor Sindaco. Consigliere Senatore, prego. Il mio saluto a tutti i cittadini che ci stanno seguendo da casa, ai signori consiglieri comunali, ai tecnici, al signor Sindaco, ai componenti di Giunta, al Presidente e a tutte le Lucie che oggi festeggiano il loro onomastico, quindi i miei auguri personali a tutte le Lucie. La mia comunicazione sarà brevissima e riguarda quanto ho appreso dal dirigente dell'ISIS Da Vinci nella giornata di ieri. Tra qualche giorno inizieranno la procedura per il riavvio del primo anno circa la meccatronica, che è stato sospeso per 1 anno, ma c'è tutta l'intenzione da parte dell'istituto di andare in questa direzione. È una comunicazione semplice che però vuole sollecitare tutti i componenti del Consiglio Comunale a sostenere i nostri istituti, che sono un fiore all'occhiello non solo della città di Portogruaro ma di tutta la regione Veneto, con l'augurio che possano essere incrementati anche con altri corsi. Abbiamo avuto per esempio l'avvio del liceo musicale qualche anno fa, quindi i miei auguri di buona continuazione anche all'ITS di meccatronica, indirizzo di meccatronica del nostro ISIS Da Vinci. Grazie consigliera. Senatore, prego, consigliere Terenzi. Sì, io sto seduto per, ecco, grazie per migliorare l'audio da parte dei cittadini. Buonasera a tutti, buonasera Presidente, buonasera ai colleghi. Io mi riferisco alla presentazione di giovedì 2 dicembre del master plan della viabilità della Venezia orientale. Questo lo vogliamo evidenziare come un fatto strategico di grande importanza per la nostra comunità, per gli ovvi motivi, insomma, perché si cerca di dare una risposta strategica alle problematiche della viabilità che riguardano un'area, ecco, non che riguarda il comune di Portogruaro, che riguardano un'area, e chiaramente penso quindi alle problematiche legate al turismo, alle problematiche legate alle attività produttive, alle problematiche legate al traffico autostradale che si immette nel sistema di viabilità e quindi insomma le problematiche relative ai poli formativi. Ecco, quindi per tutti questi motivi questo è un atto strategico e
proprio perché è strategico, proprio perché è integrato all'interno di un territorio e proprio perché poi porterà delle conseguenze anche nelle viabilità locali, ecco, perché non c'è dubbio che c'è una sinergia, una interazione diretta. Noi crediamo che sia cosa necessaria, utile e anche appropriata che questo Consiglio venga investito in questa problematica. Ecco. Un po' ci è dispiaciuto che giovedì 2 non ci sia stata comunicazione per i consiglieri e vado a terminare il mio intervento. Io ricordo che quando il sindaco metropolitano ha in qualche modo approvato attraverso gli organi competenti il piano strategico, ci fu un incontro in questo comune e io in qualità di capogruppo ebbi modo di partecipare ed ebbi modo anche di intervenire. Signor Sindaco, mi rivolgo a lei, su temi di tale rilevanza coinvolga questo Consiglio per gli ovvi motivi, insomma, ecco, per la rilevanza del tema, ma anche per le implicazioni che poi hanno a livello locale, quindi è un invito che faccio a lei e alla sua amministrazione. Grazie, consigliere Terenzi. Il Sindaco voleva dire qualcosa? No, corretto, lo faremo presto. Sì, io dopo per terminare le comunicazioni, prego consigliere Arighini. Una veloce, è stato scarcerato Zacchi e questo Consiglio ha visto una posizione unanime per l'assunzione della cittadinanza, la dichiarazione della cittadinanza onoraria a Zacchi. Chiaramente è un atto molto importante, l'abbiamo voluto tutti insieme. Il Partito Democratico ha scritto una nota al Sindaco chiedendo se è possibile di valutare, di fare un'iniziativa che vada a raccogliere anche questa forma di alta onorificenza, non solo per sostenere la soluzione di Zacchi, ma anche per lottare, continuare a lottare, a parlare e a sensibilizzare sul tema dei diritti umani. E in quella nota ha anche richiesto, proprio in quest'ottica, di nuovo il rinnovo del posizionamento della panchina gialla anche a sostegno di quella raccolta di firme che erano state fatte alla cittadinanza. Grazie. Grazie a lei. Io non ho voluto parlare perché, non essendo ancora stato assolto, ho preferito, abbiamo fatto la nostra azione. Tra l'altro mi preme anche ricordare che abbiamo anche un certo Costantino, un certo Zennaro, abbiamo parecchie persone che sono trattenute alla pari di Zacchi e quindi dovremmo lavorarci ancora su queste cose. Detto questo, sì, volevo completare nel dire che dopo questo Consiglio, penso con la prossima settimana, lavoreremo anche alla prima commissione sulla perfosfati, quindi vi arriverà le convocazioni per fare un po' il punto della situazione iniziale. Passiamo allora al secondo punto, all'ordine del giorno. Consigliere Bertoncello, prego. Rimango seduto. Signor Presidente, lei prima ci ha letto il regolamento per quanto riguarda le comunicazioni. Io per conto mio ho scelto la strada delle comunicazioni anche quando ci sono delle questioni non di grande attualità ma che possono investire il Consiglio rispetto al modo di procedere. Faccio un esempio. Ritorno sul piano urbano del traffico. Allora, sono andato a rileggermi tutta la normativa e il codice della strada all'articolo 36. Però anche questo, mi scusi, perché altrimenti se no io darei ragione. Allora, facciamo così. Lei lo dovrebbe tramutare in un documento che possa andare poi. Vede, prego, completiamo. Cerchiamo di chiarire, cioè nel senso che il fatto di interrogare, richiedere, non si risponde, non è cioè coinvolgere il Consiglio su questioni rilevanti a volte si semplifica anche tutte le questioni. Dopo, se lei ritiene che di rispettare le norme della comunicazione, ci attiveremo, voglio dire, con altre procedure, nel senso che io oggi avrei richiesto, per esempio, prima del bilancio, di fare una commissione per avere il quadro generale delle opere pubbliche
in corso, future e in fase di avanzamento, quali sono le ragioni per cui non vanno avanti certe opere, eccetera. Però mi scusi, consigliere Baldassarri, sono 2 righe, voi siete in 6. No, lo faccio. No, ma appunto, i componenti siete in 6, chiedete Bene. Commissione ogni 15 giorni se volete. Quindi, Ma potremmo anche chiedere il consiglio. no, ma però allora nel rispetto di quanto ho detto al consigliere Pizzolito, anche lei cerchi di capire allora, che... Ecco, chiedo per scusa, favore. non l'ho sentito perché mi ha telefonato una persona che non potevo non rispondere. Volevo dire, al di là del PUT, coglie l'occasione per tempo, l'avevo già sollevato questo problema, visto che a Portogruaro è già 2 volte che viene il dottor Tito, l'ultima volta è venuto il 5/11 mi pare del 2021, e noi abbiamo un monumento dedicato a Caponnetto. Caponnetto era responsabile del pool antimafia e quindi è una personalità. Il prossimo anno decorre il 6/12 del 2022, decorre i 20 anni dalla morte. Io volevo chiedere al sindaco e all'amministrazione per tempo se in quell'occasione lo si ricorda, e all'interno di questo risollecito ancora, perché non c'è coerenza tra le iniziative che si fa con Tito e con Libera e poi non aderire ad avviso pubblico. Anche questo avevo chiesto al Presidente di ripensare a questa situazione. L'altra cosa che volevo sottoporre, lo faremo, vuol dire, con gli strumenti che lei ci ha indicato, però volevo segnalare per l'ultima cosa, vedendo le determine, ogni tanto... ma allora mi scusi, lei mi voleva far litigare con il consigliere Pizzolito, perché allora a questo punto mi inalbero io. Allora quella di Caponnetto era una comunicazione, siamo d'accordissimo e anzi... Sono rispettoso delle regole. No, le dirò di più, che io la raccolgo quella di Caponnetto e come Presidente del Consiglio mi impegnerò perché questa commemorazione, siccome l'abbiamo ritenuto una figura eccezionale, la raccolgo e la faremo nostra. Chiudiamo qua, per favore, grazie. La tramuti in qualcosa di diverso, grazie. Rispettoso delle regole. Grazie. Passiamo al terzo punto. Secondo punto, convenzione per la gestione in forma associata della funzione di polizia locale tra i comuni di Portogruaro, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Agruaro e Teglio Veneto, rinnovo per il quinquennio 2022-26, visto in prima commissione il 6 dicembre. Se c'è qualcuno che vuole aggiungere, prego. Sì, grazie Presidente. Nel corso della Commissione il Comandante Polis ha illustrato i contenuti salienti dell'aggiornamento della Convenzione di Polizia Locale, che va ad integrare la Convenzione già predisposta nel 2016. Ci sono stati una serie di interventi, comunque tutti mi sembrava favorevoli rispetto al contenuto della Convenzione stessa. Grazie consigliere senatore. Apriamo il dibattito. Ci sono degli interventi? Prego, consigliere senatore, lei. La Convenzione di Polizia Locale, oltre a essere uno strumento importantissimo di gestione dei rapporti tra comuni, è uno strumento indispensabile per la gestione del territorio. Mi preme sottolineare il grandissimo lavoro che è stato fatto dal dirigente comandante Thomas Poles, che è riuscito ad incrementare nel corso degli anni sia il numero del personale presente, ma soprattutto è riuscito a dare una migliore qualità rispetto alle dotazioni del vestiario, rispetto alle dotazioni dei mezzi, rispetto anche alle capacità del personale stesso. Quindi con l'intervento io ringrazio sentitamente il comandante Poles per quanto ha fatto
da quando è diventato comandante del corpo di polizia locale di Portogruaro e anche dell'intercomunale. Grazie consigliera senatore. Consigliera Zanutto, prego. Sì. Poi consigliere Terenzi. Sì, buonasera a tutti. Indubbiamente, come è già stato ribadito anche durante la Commissione, solamente complimenti per il lavoro che stanno facendo, indubbiamente la Polizia Comunale associata alle altre polizie. Mi preme far notare però che in Commissione soprattutto si è parlato di prevenzione per quanto riguarda il traffico, multe e controllo di assicurazione. Vorrei invece, indubbiamente, fare i miei complimenti a tutto lo staff della Polizia, soprattutto della Polizia Municipale, soprattutto al dirigente, perché ha colto quello che per noi era un punto fondamentale, cioè la sicurezza dei cittadini e la sicurezza per quanto riguarda alcune zone che purtroppo sono degradate, le periferie di Portogruaro. È stato colto da loro indubbiamente il nostro consiglio di passare più di qualche volta, e mi pare che ancora ora lo facciano, in via Crocerossa, zona che purtroppo ha portato alla ribalta a Portogruaro per un crimine e che quindi rivela la difficoltà indubbiamente di quella zona. E li vedo comunque passare anche molto spesso per via Aldo Moro, che invece in quella zona abbiamo visto uno sviluppo assolutamente positivo, una coesione fra la popolazione che aiuta soprattutto alla sicurezza e alla tranquillità dei cittadini. La stessa cosa che questa amministrazione sono sicura farà per via Crocerossa. E mi preme ricordarlo perché proprio con il dottor Poles abbiamo tranquillamente un colloquio sereno, ci chiamiamo spesso, ci confrontiamo e questo vuol dire molto, molto non solo dal punto di vista amministrativo ma anche personale, perché vuol dire raccogliere quelle che sono le esigenze dei cittadini, della popolazione e di tutti coloro che vogliono avere una sicurezza e una tranquillità sia di giorno che di notte, e di questo voglio elogiare assolutamente tutto il personale della Polizia Municipale. Grazie consigliera, prego consigliere Terenzi. Sì, per ribadire l'importanza di questo atto convenzionale, è importante per più motivi. Innanzitutto perché si consolida uno strumento amministrativo che qualche anno fa poteva anche sembrare innovativo, poi il tempo passa evidentemente, ma insomma poteva sembrare innovativo e invece oggi ci rendiamo conto, anche in altre aree o settori di intervento, ci rendiamo conto che la forma associata dei servizi è uno strumento ormai che si sta consolidando. Io dico anche opportunamente che si sta consolidando, e non già e non solo per una questione di economie di scala, non riduciamo tutto all'aspetto economico, che pure ha la sua importanza, ma è invece uno strumento di cooperazione, uno strumento di integrazione, uno strumento di coesione per un territorio. Ecco, quando le amministrazioni usano i medesimi linguaggi, usano le medesime prassi, usano i medesimi strumenti, ecco che un territorio cresce anche in cultura amministrativa, cresce in coesione, cresce da diversi punti di vista e non ultimo rispetto alla parte economico-finanziaria. Alcuni comuni non sarebbero in grado oggettivamente di sostenere alcune azioni o alcuni progetti inerenti alle funzioni fondamentali dei comuni. E Portogruaro da questo punto di vista mi pare di poter dire che svolge un ruolo di capofila, di comune capomandamento anche all'interno di questa gestione associata del servizio di polizia urbana. Quindi il primo elemento per il quale questo provvedimento è importante. Il secondo elemento, un po' lo accennava la collega Zanutto, io allargherei anche un po' il tema, sì, c'è il tema della sicurezza, ma poi ci sono anche altre questioni, altri elementi. Se noi andiamo a guardare l'articolo 4,
sono le attività, i servizi e le competenze del corpo intercomunale di polizia locale, ci rendiamo conto come la gamma di attività è notevole. Ecco, quindi il secondo motivo, ecco, per cui questa convenzione è oltremodo importante, ed è una convenzione che chiarisce in modo anche, credo, abbastanza chiaro e anche abbastanza congruente il cosiddetto chi fa che cosa, insomma, ecco, dando anche le responsabilità al servizio integrato, ma anche ai comuni che devono sostenerlo da questo punto di vista. È interessante anche la conferenza dei sindaci che svolge un ruolo di indirizzo, la conferenza dei sindaci del servizio associato di polizia locale, mi riferisco a questo, ma svolge anche un ruolo di gestione allorquando ci sono degli impegni da assumere di una certa entità, ecco, di una certa entità. Ecco, quello che vorrei chiedere rispetto a questo, perché lo chiesi anche 5 anni fa, e dagliela, nella scorsa consigliatura, se la Convenzione prevede la redazione periodica di una relazione circa l'attività che questo organismo in qualche modo mette in campo nell'ambito della polizia urbana, cioè se c'è una relazione dove il cittadino o l'amministratore o il consigliere comunale ha la possibilità di aver contezza del profilo qualitativo e quantitativo del lavoro svolto da questa entità, che è un'entità sovracomunale, ecco, perché sarebbe interessante e utile, credo, anche in funzione anche di un dialogo con i cittadini e anche in funzione di possibili obiettivi di miglioramento. C'è sempre la possibilità, no, per tutte le realtà organizzate di porre degli obiettivi di miglioramento, no, a fronte dell'ascolto, a fronte della verifica di punti di forza, di punti di debolezza, ma questo emerge se c'è una relazione a consuntivo, no? Ecco, quindi la mia domanda è questa: se è prevista una relazione a consuntivo, se questa relazione ha una periodicità e se non sia il caso, in ogni caso, scusate il bisticcio di parole, comunque di avere degli elementi di valutazione a consuntivo dell'attività svolta da questi servizi sovracomunali che, ripeto, assumeranno sempre di più una funzione importante nelle comunità. Grazie consigliere Terenzi, non so se vuol rispondere un assessore o se vuol rispondere il comandante a questo quesito. Buonasera a tutti innanzitutto. La domanda del consigliere Terenzi offre uno spunto molto interessante, nel senso che è vero che c'è la necessità di comunicare i dati. Questi dati vengono comunicati in forma orale nella conferenza dei sindaci e vengono condivisi con i sindaci e sono riportati in quello che è il verbale delle riunioni periodiche che vengono fatte. Poi è anche vero che i dati vengono anche elaborati, pur essendo dei dati numerici, quindi difficilmente rendono l'idea del lavoro svolto in occasione della festa di San Sebastiano il 20 gennaio e vengono diffusi, stampati su carta, diffusi anche agli organi di stampa e quant'altro. Comunque è uno spunto interessante quello che diceva, perché effettivamente anche il fatto di far conoscere quello che viene fatto non è una cosa da poco, quindi si può pensare tranquillamente anche di fare una sorta di relazione piuttosto che di relazione sia appunto finale di quello che è stato fatto durante l'anno. Come diceva giustamente lei, quello che fa Polizia Locale, i compiti a cui è chiamata Polizia Locale sono numerosi. I fondamentali sono ricompresi nella legge quadro che stabilisce quali sono le funzioni, quindi polizia stradale, polizia giudiziaria e ausiliari di pubblica sicurezza. Quindi in ognuno di questi 3 campi principali noi operiamo quotidianamente.
Nell'ultimo tempo, come dicevo anche durante la Commissione, anche l'emergenza Covid ha visto aumentare certi impegni. Siamo sempre più chiamati dalla Questura nelle ordinanze di ordine pubblico che vengono fatte a svolgere anche le funzioni di ausiliari di pubblica sicurezza e come avrà visto anche le normative sulle misure di prevenzione e contrasto del Covid vedono sempre più spesso Polizia Locale come uno degli organi di polizia che viene citato per i controlli. Proprio in questi giorni, di concerto con le altre forze di polizia presenti sul territorio e operando in sinergia grazie ad una ottima collaborazione che si è sviluppata negli anni, stiamo lavorando assieme appunto per fare i controlli sul Green Pass rafforzato, sui pubblici esercizi, sugli esercizi sportivi e quant'altro. Quindi accolgo il suo suggerimento perché lo trovo condivisibile. Grazie Comandante. Prego. Sono altri interventi? Consigliere Senatore, secondo intervento, 5 minuti. Ringrazio ovviamente il consigliere Terenzi per l'ottimo suggerimento e il comandante Poles per la disponibilità che dimostra sempre e conferma anche in questa occasione. Io mi sentirei però di fare una proposta e la prendo spunto da quanto molti medici dicono rispetto ai loro modi di fare professione. Sembrerà lontano il ragionamento, ma adesso mi spiego. I medici dicono: siamo oberati dall'esecuzione, correggimi consigliere se sbaglio, dall'esecuzione di relazioni, documenti, sottraendo tempo all'azione di intervento con i pazienti. Le richieste che sono state fatte sono assolutamente legittime, allora io proporrei, proprio per analogia, per non... mi perdoni comandante, ma non so quanto lavori lei anche al di fuori dell'orario fisso della sua giornata, proporrei magari, signor Presidente, la convocazione di alcune commissioni ad hoc, suppongo che trimestralmente, quadrimestralmente sia sufficiente, in modo che il comandante possa illustrare alla commissione stessa l'andamento e lo svolgimento del lavoro e eventualmente possa raccogliere eventuali suggerimenti. Ripeto, non per bypassare la proposta del consigliere Terenzi, assolutamente legittima, assolutamente anche propositiva, ma il periodo che stiamo attraversando, perché prima mi diceva il consigliere Morsanutto che siamo 24 in terapia intensiva di Covid, mi dicevi? 24 persone in terapia intensiva di Covid. Quindi io lascerei il comandante Poles in questo periodo ad un'azione più sul campo, chiedendogli la cortesia di presenziare ad alcune commissioni. Grazie. Grazie a lei. Consigliere Terenzi, prego. Sì, io volevo riprendere la parola per ringraziare il comandante Poles per aver raccolto il razionale, il senso e anche così, la proposta. Io dico questo, è evidente che deve essere anche nella valutazione dell'amministrazione, no? Valutare carichi di lavoro, valutare gli elementi di contesto, ma quello che in qualche modo a cui mi riferivo io era una relazione a consuntivo dell'attività, poi certamente la periodicità la valuterà l'amministrazione, può essere semestrale, può essere annuale, questo la valuterà l'amministrazione, ma è importante che da un altro profilo, perché come diceva giustamente il comandante, i numeri talora si fanno leggere e talora non danno contezza di quello che è il lavoro, la sostanza del lavoro, il profilo del lavoro, l'intensità del lavoro, e allora una relazione da questo punto di vista aiuta anche i cittadini e gli amministratori a valutare opportunamente e correttamente il lavoro che è stato svolto, per cui compatibilmente con quelle che sono
le urgenze, le criticità sul piano gestionale, eccetera, io credo che una relazione periodica decida poi l'amministrazione qual è la periodicità, al massimo annuale io penso, nel senso che è a consuntivo, ecco, possa essere davvero utile per, ripeto, per la sinergia che ci deve essere fra amministrazione e comunità. Ecco, su un tema, ripeto, di grande rilevanza, perché giustamente, come abbiamo intuito, leggendo la normativa e leggendo anche la convenzione, e come ha confermato il comandante Poles, è la gamma delle attività cui è chiamato questo servizio sovracomunale di polizia urbana è notevole e consistente. Ecco, era per chiarire bene il senso e il razionale della mia proposta, della nostra proposta. Grazie, consigliere Terenzi. Io. Prego, signor Sindaco. Sì, volevo solo cogliere l'occasione di questo rinnovo, perché si tratta di un rinnovo di una convenzione che non ha avuto grandi modifiche, se non due piccoli considerazioni quasi legati a dei dettagli di chiarezza. Però ho notato nelle riunioni, ed è giusto sottolinearlo, fra i comuni, che c'è una grande sintonia di tutti i sindaci, ma di tutte le città che fanno parte di queste città, di questi comuni che fanno parte di questa convenzione. E questo va dato atto al coordinatore, che è il comandante Poles, che riesce a coordinare nelle tante attività che ci sono in maniera egregia. E quindi colgo l'occasione per ringraziarlo anch'io, perché in un anno ha dato prova anche con questa nuova amministrazione di essere sempre presente. I comuni hanno dimostrato che sono contenti di questa convenzione, sono contenti di questa struttura e può essere migliorata, ma funziona egregiamente perché è efficace ed efficiente, e voglio sottolineare e ringraziarlo ancora. Grazie, signor Sindaco. Consigliere Bertoncello, prego. Ovviamente mi associo anch'io, voglio dire, alle considerazioni che hanno fatto i consiglieri rispetto all'attività del Comando Vigili e anche come coordinatore della forma associata dei comuni. Io devo dire che questa convenzione che nasce molto tempo fa, io non nascondo 2, 3 anni, 4 anni di diffidenza rispetto da tutti i comuni, con grande difficoltà, con grande, voglio dire, anche difficoltà di integrare. Siamo arrivati dopo 7, 8 anni, 9, voglio dire, a creare squadra che si è creata nel tempo. Io credo che quando abbiamo iniziato questo percorso è stato un percorso che prima solamente 2 comuni, poi 3, poi 4, poi si sono verificati, si sono limate tutte le difficoltà operative anche sul modo di presenza nei vari comuni, su come venivano distribuite le sanzioni tra comuni, nei bilanci, nelle ore che si metteva a disposizione. Per fortuna questa intuizione è stata perseguita, secondo me dovrebbe essere anche aumentata possibilmente, perché è l'unica strada per poter creare, voglio dire, l'uguaglianza tra i cittadini. Io ho sempre considerato che voglio dire, un comune di 2.000 abitanti non può avere meno servizi di un comune di 25.000, e le risorse che ha un comune di 2.000 abitanti, 3.000 abitanti, 5.000 abitanti non sono le stesse. Quindi questa attività di associazionismo con i comuni è importantissima, ma anche per un'equità sociale. Questo vale per la sanità, anzi per il sociale, questo vale per la sicurezza, questo vale per molti campi. E quindi io credo che su questo noi dovremmo continuare questo tipo di attività. Approfitto dell'intervento per chiedere al Sindaco se non ritiene opportuno, prendendo spunto di quello che ha detto il Comandante rispetto alla sensibilità di tutti i sindaci, in modo particolare quelli associati, se non ritiene di
trasmettere ai consiglieri comunali il verbale della conferenza dei sindaci. Nel passato si faceva, era doveroso spedire ai consiglieri comunali i verbali, ci mandate tante cose dell'ANCI, di tutte le comunicazioni più disparate. Io credo che i consiglieri comunali debbono forse anche essere informati di le discussioni che avvengono all'interno della conferenza dei sindaci. Sono atti pubblici, altrimenti dobbiamo chiedere accesso agli atti, ce li date, tanto vale che sistematicamente il signor sindaco ce li possa trasmettere. Approfitto anche del caso, io mi aspettavo, signor sindaco, poi nell'interlocuzione col Presidente del Consiglio mi è sfuggita, approfitto di questo momento per chiedere se lei non ritiene utile informare il Consiglio sulle decisioni che l'ultima conferenza dei sindaci, penso siano già decisioni, su quali sono i comuni che sono interessati al PNRR e quali sono sostanzialmente quali sono i finanziamenti che vengono utilizzati in termini di coordinamento. Le informazioni le abbiamo, ma sarebbe bene che venissero direttamente dal signor sindaco, anche perché il signor sindaco ha fatto assieme agli altri sindaci una scelta che non è, se non è compresa, è difficile da interpretare. L'altra cosa, riferendomi alla consigliera senatore, è un po' di tempo che io vorrei affrontare questo argomento, nel senso che le commissioni devono cominciare possibilmente a fare le istruttorie. Si chiede la convocazione delle commissioni perché, vedete, è anomalo, lo dico con molta serenità, è anomalo che noi assistiamo a tutti i consigli dove intervengono i dirigenti. I dirigenti intervengono in commissione, approfondiscono in commissione, elaborano, rispondono a tutto quello che c'è da rispondere. Dopodiché in consiglio c'è l'assessore. Io da un po' di tempo, il consigliere Morsanuto interveniva quando c'era il bilancio o casi particolari solamente la dottoressa Rossit e basta, ecco, ma non tutte le sere 3 dirigenti che rispondono solo loro. Allora io credo che sì. Allora, sì, dai, concluda, allora, vedete, io non posso. Allora, lei, consigliere Morsanuto, consigliere, prego Angelo, lascia finire, dai. Consigliere, quando io ho, non me lo deve dire lei. No, però se conclude, se no a questo punto vi chiudo. Ma lei, concluda, per favore. No, scusi. Concluda, le ho detto, Angelo, per favore, lascia concludere, concluda. Allora, io però vi attengo a tutti a rimanere nei tema dell'ordine del giorno, perché io mi ricordo, consigliere Bertoncello, perché lei mi riconosce, però io mi ricordo quando aveva i suoi presidenti del Consiglio seduti qua, mi ricordo Zanin quando toglieva la parola e non permetteva di andare fuori di una virgola, e io non sono così, perché io non sono Zanin, l'ho sempre detto, però cercate di capirmi, non andate, quindi rimanete possibilmente nei tema. Io concedo a tutti un po' di lasco se posso, però vi chiedo per cortesia di rimanere nel tema dell'ordine del giorno. Prego. Io faccio anche fatica spesso a rispondere alle cose inesatte che vengono dette da qualche consigliere, e allora o scegliamo un'altra strada, non è mica un problema. Chiediamo la convocazione del Consiglio sui temi che noi vogliamo discutere e siamo a posto, lo chiariamo, eccetera. Io approfitto dell'occasione perché quando ho la parola, se ho 3 minuti, nessuno mi può dire che io sono fuori tema o non tema, perché non lo determina nessuno. Perché se io chiedo al signor sindaco e dice che in conferenza dei sindaci si discute, posso dire al signor sindaco se non ritiene di. Se la consigliera senatore richiede di convocare una commissione, io dico che la commissione, ribadisco, che la commissione è importante ed è inusuale che ci sia, tanto per essere chiaro fino in fondo, è inusuale che ci siano sempre 3 dirigenti su qualsiasi questione, rispondono loro, non gli assessori. Allora io chiedo, se non è il caso
come dico spesso, di far funzionare le commissioni, dove nelle commissioni ci sono i tecnici approfondiscono gli argomenti e poi gli assessori lo affrontano sul piano politico, non sul piano tecnico. Questo è. Allora approfitto di questa occasione, va bene, visto che non lo posso fare sulle comunicazioni, non è che approfitto del mio intervento per dire che forse è opportuno, così come si ritiene di modificare il regolamento del Consiglio, così come si ritengono altre cose, che è inusuale che ogni volta che c'è un tema, voglio dire, ci sia i tecnici, è troppo comodo. Avete mai visto in Parlamento che ci sia un tecnico? Avete mai visto in Regione che va a votare, che ci sono i tecnici che rispondono su tutto? Trovatemi un livello, voglio dire, istituzionale dove sono solo tecnici che parlano. Io credo che questa strada non debba più essere seguita dal mio punto di vista. E gli assessori fanno il loro mestiere e affrontano non sul problema tecnico, che lo affronto in commissione, sul problema politico e sulla ragione politica che ci sta dietro a un atto. Perché se no veramente, voglio dire, noi non gestiamo più il Consiglio Comunale, noi facciamo i scribani e assistiamo a cose e non possiamo parlare di politica, parliamo di cose. Io faccio di nuovo questa sollecitazione, che funzioni il Consiglio, perché se no qui niente, noi non possiamo fare comunicazioni, quando rispondete, quando ritenete. No, dopo il passato Zanin, no, ferma, allora. È un regolamento, io ho il compito, il dovere di farlo rispettare. Poi come vede io lascio lo spazio per portare, a tutti lo lascio possibilmente, però cerchiamo di non approfittarne. Allora, ecco. Finisca, adesso finisca. Sì, Presidente, io voglio dire, rispetto le regole, e poi trovo l'occasione, quando intervento, di mettere a fuoco alcuni temi che io ritengo di mettere all'attenzione. Dopodiché, abbiamo già detto un'altra volta, non possiamo assistere Zanin 20 anni fa, io le dico che così come il tempo regge l'atto, e ormai lo sanno tutti, è inutile che torniamo sempre indietro, sono passati anni. Il comportamento di Zanin non so se è buono o sbagliato, non so se il sindaco l'ha fatto bene o male, stiamo in un contesto nuovo e si discute di oggi, non di ieri, dell'altro ieri, a meno che, voglio dire, nel dibattito politico non venga fuori che qualcuno si prenda dei meriti che non ha o dice delle cose inesatte, perché quando si parla di meccatronica potrei scrivere un romanzo, perché ho avuto anche la fortuna di avere un mio cognato che l'ha seguita dentro all'istituto del Malignani e la conosco tutta la storia, quindi meriti, demeriti, lasciamoli perdere perché sennò occupiamo il tempo in cose diverse. Allora, cerchiamo di capirci perché a questo punto forse non mi spiego sempre bene. Abbiamo un regolamento che regolamenta questo Consiglio Comunale e io ho il compito, il dovere di farlo eseguire. Io ho portato l'esempio appositamente, ho fatto anche un nome, perché io ero seduto lì dove è seduto lei e quindi non è che sia sempre facile dire vabbè, ma il passato è passato, lasciamolo stare, perché probabilmente Zanin quando toglieva la parola in questi tipi di argomenti aveva forse anche ragione. Io sono un po' diverso, io cerco, proprio per l'aspetto politico che lei cita, di lasciare a che la parte politica emerga e venga fuori. Dico anche che sinceramente, siccome mi occupo anche delle commissioni, i dirigenti, che ringrazio perché abbiamo dei dirigenti che sono disposti a stare qui ore e ore nelle commissioni, sono presenti, sono presenti sempre nelle commissioni, quindi ci sono per dare anche delle spiegazioni e nulla vieta e nulla osta, perché io mi ricordo anche parecchi interventi del dirigente dell'area tecnica all'interno dei consigli, se non mi ricordo male, c'erano comunque degli interventi e quindi non sono una vergogna, sono comunque un supporto, un surplus, che dopo la parte politica, ma io capisco quello che intendo, ho capito, che dopo la parte politica abbia a che fare con una crescita e l'aspetto politico degli assessori abbia a che fare con una voglia di intervenire, con una voglia di esprimersi in più, io sono d'accordo con lei su questo, sono d'accordissimo, anzi gli do tutto lo spazio che mi chiedono se vogliono. Quindi questo è un altro aspetto, però non facciamo che l'intervento dei dirigenti diventi negativo, anzi, ma lo dico in senso buono, quindi adesso l'intervento è finito e io ripeto,
Se ci sono altri interventi, se no mettiamo in voto il provvedimento. Chi è favorevole? C'è l'unanimità, nessun contrario, nessun astenuto, anche l'immediata esecutività come prima, quindi il provvedimento è passato all'unanimità. Grazie. Passiamo ora al terzo punto. Approvazione della Convenzione ai sensi dell'articolo 11,2 della legge regionale 14 del 2019, Veneto 2050 e articolo 28 bis del DPR 380-2001 per l'intervento di riqualificazione con ampliamento in deroga al piano degli interventi ai sensi dell'articolo 6 e 7 della legge regionale 14-2019, vista in quarta commissione il 6 di dicembre. Mi pare, prego consigliere senatore. Sì. In Commissione, come per quanto attiene il ragionamento su convenzione di polizia locale, è stato valutato un testo prettamente tecnico, quindi ci siamo avvalsi con grande piacere del contributo preziosissimo dell'ingegner Dimitri Bonora. Nel corso della Commissione si è affrontato la valutazione dell'interesse pubblico rispetto all'approvazione di una convenzione collegata a esecuzione di opere relativamente al piano casa. La Commissione si è svolta in termini assolutamente, in tempi assolutamente ristretti e semplici. Dopo l'illustrazione della tematica da parte dei contenuti tecnici da parte dell'ingegner Bonora, ci sono stati solo alcuni interventi e la Commissione si è chiusa, ripeto, in termini molto veloci. Condivido con lei quanto ha detto Presidente circa la necessità di approfondimenti politici. Condivido, consigliere Bertoncello, adesso visto che posso prendermi la parola prendo anch'io. Condivido la necessità di approfondimenti politici, ha ragione, però come ha detto giustamente il Presidente, la presenza dei tecnici è uno strumento importantissimo perché la parte politica possa esprimere la propria opinione con scienza e coscienza. Grazie. Grazie consigliere senatore. Introduco. Prego, signor Sindaco. Allora, volevo fare un discorso tecnico, ma non lo faccio perché a questo punto è meglio farlo politico generale e lasciare, anche se effettivamente il punto all'ordine del giorno ha tanto di tecnico con valenza politica generale, perché è di rigenerazione urbana in quella fattispecie. La Coedil ha presentato al Comune un permesso di costruire che contempla, in base alla legge Veneto 2050, una risistemazione generale con miglioramento prestazione energetica, con la messa in sicurezza dei fabbricati, con il miglioramento dell'isolamento acustico, con l'utilizzo di fonti rinnovabili, col superamento delle barriere architettoniche, ma tutte quante queste cose sono date dalla legge tecnica, non sono cose, e sono ovviamente dettate da una legge che il privato può fare riferimento, e quindi poter avere uno spunto da una legge che ti dà la possibilità, proprio per andare su questa strada del miglioramento energetico, dell'azzeramento delle barriere, con un maggioramento della cubatura. Questo è un dato di fatto tecnico e penso che noi dovremmo sperare che in tutto il Comune tutti i privati possano fare questi interventi di rigenerazione. Anche non dimentichiamoci che in quella zona c'è un capannone con tanto Eternit, quindi questo cemento amianto tanto dannoso. In base a questo miglioramento ci sono delle possibilità date dalla normativa di alzare il fabbricato, e in questo caso lo alza più del 50%, con una cubatura che va oltre un certo limite, per cui deve essere convenzionato, altrimenti la possibilità viene meno. La ditta, oltre a tutto questo, darà un contributo straordinario per il miglioramento dell'ambiente circostante, e quindi questo contributo
dovremmo farne tesoro per poter migliorare tutta la zona che è soggetta a questa premessa. La Convenzione resta vincolata ovviamente a poterla attuare entro l'anno, e quindi noi questa sera siamo qui per dare la possibilità al privato di poterne usufruire e poter dare al Viale Venezia una soluzione migliorativa in tutti i sensi. Grazie, sono sindaco. Consigliere Vindigni, prego. Affrontare un tema di questa natura non è fra le mie competenze, ma leggendo le carte mi sono sorti diversi dubbi che adesso espliciterò e chiedo perdono se per caso ci sono delle imprecisioni di natura tecnica. Ma leggendo, questa è una convenzione che si rende necessaria per questo tipo di riqualificazione di edifici 2 già esistenti. E quindi c'è una convenzione fra il pubblico e il privato. Il dubbio che ho, è uno dei quesiti che pongo a questa amministrazione e a tutto il Consiglio, è nel momento in cui noi assistiamo, leggiamo perlomeno nella convenzione, che la ditta che procederà alla riqualificazione, come c'è scritto bene, energetica, abbattimento delle barriere e quant'altro, riceve però, e ha la facoltà, perché è prevista dalla legge, ha la facoltà di ampliare l'esistente, la cubatura, e la amplia, se non ho letto male, fino al 61%. Ma non solo la cubatura, ma varia anche in altezza l'attuale composizione del fabbricato che viene abbattuto, demolito e ricostruito. Il tutto, leggiamo, che la ditta realizzerà. Qual è il beneficio che ne trae il pubblico, al di là della riqualificazione di un edificio che ha bisogno di essere riqualificato? Ha spazi per i parcheggi, con 5 parcheggi, posti auto, se non leggo male, e uno spazio verde di 150 metri quadri. E poi nel punto B dell'articolo 3 si dice un altro spazio verde di 42 metri quadri e 4 posti auto che sono però monetizzati, quindi non vengono realizzati, e in più l'effettivo beneficio è un contributo, un'elargizione come contributo straordinario di 40.000 euro a favore delle casse comunali. Tutto ciò però mi sembra non congruo rispetto a un'operazione che è importante dal punto di vista finanziario, con ricadute per quanto riguarda i benefici sulla comunità che sono, secondo me, molto limitati e che in sede di stesura della convenzione potevano essere, non so se ci sono dei vincoli da parte della legge, dichiaro di essere ignorante al riguardo, però non mi sembra che questo tipo di convenzione sia stata fatta nell'interesse del pubblico, se non per quegli aspetti di cui abbiamo parlato. Sicuramente si dà la possibilità a un privato di aumentare,
mi pare fino a 2000 metri cubi, anche oltre l'esistente, quindi avevo capito bene, ma non solo, ma si aumenta l'altezza dell'edificio esistente di ben 4 piani. Vedendo il rendering che ha presentato in sede di commissione, l'impatto visivo è importante, perché non è un impatto che è vero che siamo in una zona non al limite del centro storico, ma è un impatto visivo importante. E quindi dubbi sulla natura di questa convenzione, per quanto mi riguarda, ce ne sono. E ho cercato e ho voluto porli all'attenzione del Consiglio Comunale, per cui non mi convince, sinceramente. Non mi convince perché evidentemente, secondo me, è sbilanciata tutta a favore del privato. Grazie. Grazie consigliere Vindigni. Signor Sindaco, prego. Rispondo io. Il consigliere Vindigni in 3 minuti ha cancellato tutto il pensiero del consigliere Bertoncello, perché quello che ha fatto lei adesso l'intervento è prettamente tecnico e quindi il tecnico doveva essere valutato in sede di commissione edilizia, perché la convenzione è conseguenza di una legge regionale a cui noi non possiamo non considerarla. Possiamo considerare tutte le risposte date dalla Convenzione sono tecniche, noi dobbiamo solo fare una valutazione che è generale, siccome si dà la possibilità in base alla legge di aumentare oltre i 2000 cubi e oltre un certo numero di piani, più del 50%, effettivamente ogni comune può dire che se fosse stato a ridosso della Torre Sant'Agnese, magari i 4 piani potevano creare problemi per i vicini, ma se non li creano effettivamente abbiamo poco da opporci in questo senso. Capisce bene che è il problema tanto tecnico e poco politico in questo punto, perché la considerazione della straordinarietà del contributo è straordinaria e quindi serve per mettere a disposizione della comunità un ulteriore, oltre agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria che sono dovuti, un ulteriore simbolo per dare in modo all'amministrazione, per esempio, di poter fare una rotonda che li serve. Più di questo, il Consiglio Comunale in questo caso ha tanto le mani legate ed è tecnico più che politico e quindi quello che diceva lei poteva essere sviscerato in sede di commissione edilizia. Grazie, signor Sindaco. Consigliere Vindigni, secondo intervento, prego. Faccio una breve replica. Il mio era un intervento invece politico, perché di tecnico io so poco, so solamente, e la valutazione che do è una valutazione politica sul fatto che questo tipo di convenzione non mi convince. Le riunioni delle commissioni sono istruttorie. Le decisioni non le prendiamo in commissione, le prendiamo in Consiglio Comunale e quindi il luogo ideale dove sviscerare e rendere pubblici i dubbi e i percorsi, mi sembra che il luogo è questo, dove poi andiamo ad alzare la mano se per approvare o non approvare. Grazie consigliere Vindigni. C'era il consigliere Bertoncello che voleva intervenire, prego. Mi pare che si sta girando attorno. Intanto volevo sapere se è stato commissariato l'assessore all'urbanistica. Detto questo, voglio dire, lei, il Consiglio lo sa, che le altezze previste dal piano regolatore non possono superare i 9,5 metri. Allora bene, io non ho sentito da nessuno che questa convenzione avviene in Consiglio Comunale perché c'è una deroga al piano regolatore generale, oltre alle altre cose. E allora per cortesia io chiedo chiarezza, perché in questa convenzione viene perché si va anche in deroga alle altezze del piano, a prescindere dal piano casa, a prescindere, voglio dire, da tutto, è un deroga alle altezze previste dallo strumento urbanistico
e io non so quanti qui dentro abbiano colto questa esigenza o questa cosa. Dopo non entro nel merito su è tanto o poco la compartecipazione del privato, i 40.000 euro, se sono tanti, pochi, non sono in grado di valutarle, non so se il Comune ha giocato un ruolo fino a che punto propositivo nei confronti della collettività, perché non siamo in grado di sapere se un piano in più con gli appartamenti in più sopra in deroga al piano regolatore, l'amministrazione comunale e non tanto i tecnici, voglio dire, col supporto di tecnici, hanno ritenuto opportuno che questi 40.000 euro non siano sufficienti. Certo, gli oneri complessivi sono 120, mi pare 125. Allora, mi pare proprio che non ci siamo, nel senso che nessuno di noi è contro alla rigenerazione urbana, alla soluzione dei problemi dei privati quando questi si possono fare, di cercare di creare delle situazioni, voglio dire, proprio anche di decoro urbano. Ma qui bisognava venire in Consiglio Comunale, c'è una convenzione e questo Consiglio Comunale deve sostanzialmente attraverso questa convenzione fare una deroga al piano regolatore. Quando si fa una deroga al piano regolatore, se si fa una volta si fa anche le altre volte, e questo è un problema politico importante e significativo che non può essere sottovalutato e deve essere messo in evidenza, perché quando si comincia a fare le deroghe si devono fare anche per altri. Allora, per carità, io non ho nulla, voglio dire, è una decisione che prende la maggioranza, se è in grado, voglio dire, e la condivide, non ci possiamo fare niente. Quindi una cosa è la Commissione che affronta il piano tecnico, dall'altro però io volevo sottolineare che questo Consiglio fa questa operazione questa sera. Uno, di andare in deroga al piano regolatore, con tutte le conseguenze future, non su questo, che magari su questo intervento va anche bene, nel senso che potremmo anche ritenere, perché c'era l'attività, c'era l'amianto, c'era da risolvere una serie di problemi, perché vedete il quinto piano, o il quarto, se non mi ricordo, quarto o quinto, no? Quarto è il quarto, bene, date un'opportunità perché quelle cubature altrimenti non riuscivano a farle. Allora, è modo questo di rappresentare un problema in Consiglio Comunale? Io credo che non sia lineare dal mio punto di vista, perché noi abbiamo dovuto verificare, cercare di capire, interpretare, nell'interesse non solo della comunità, del comune, ma anche del privato. Questa è una questione che va avanti ho avuto modo di dire anche a Rigerba, non questa specifica, ma tutte le conseguenze di quel primo stralcio che è stato fatto va avanti da 10, 12, 13 anni. Allora, secondo me, io credo che questo argomento vada riaffrontato nella maniera giusta e mettere tutti in condizioni di valutare questa operazione, perché si tratta, e lo ripeto, si tratta di andare in deroga a un piano regolatore che prevede le altezze massime di 9,5 metri e sopra quello che si realizza in altezza, è perché non c'era lo spazio per utilizzare tutte le cubature al piano terra. E questa mi pare che né in commissione, consigliere, presidente di commissione, né questa sera, questa roba ha dato la giusta evidenza. E io credo che come minimo questo doveva essere detto dal mio punto di vista, non tanto, e ripeto, per le conseguenze di questo atto, ma il problema vero è che quando si va in deroga poi non si deve dare quasi sempre in deroga, salvo qualche rara eccezione, come il sindaco ha detto, che se mi alzano in centro storico sicuramente no, ma apriamo una strada pericolosa e difficile poi da gestire. Grazie consigliere Bertoncello. Consigliere Morsanuto, a lei. Allora, concordo sicuramente con il consigliere Bertoncello che ci troviamo davanti a qualcosa di particolare, infatti mi sono permesso anche di approfondire, perché sono certe cose che non riuscivo a capire, dopo ho approfondito. Intanto ci troviamo davanti a un piano casa, che è atipico, perché nessuno mai a Portoguara ha fatto un piano casa così importante e nessuno mai ha chiesto un ulteriore ampliamento per fare un edificio così imponente
E naturalmente, quello che mi sono chiesto all'inizio, come consigliere, mi sembra che sia già sufficiente l'ampliamento col piano casa, però lì subentra la parte tecnica. La parte tecnica mi dice che comunque il proprietario dell'immobile, oltre al piano casa, per legge ha diritto anche a domandare, non è una concessione che fa il Consiglio Comunale. Dopo, qua subentra che su certe cose particolari bisogna avere anche l'ausilio del tecnico, perché è difficile spiegare queste cose, e io ho avuto dei problemi, però dopo, essendo diffidente in natura, mi sono anche informato. Questo piano casa sono stati fatti a Treviso, sono stati fatti anche a San Donà e hanno avuto dei problemi, perché? Non tanto perché, primo, il contributo non è quantificabile, l'ulteriore contributo, perché consigliere Vindigno, si parla che i titolari daranno solo i 40.000, quello è un contributo ulteriore, dopo pagheranno 200.000, adesso non so quantificare di oneri, sarà un ulteriore contributo, però ci sono stati dei problemi perché a Jesolo, questi grandi piani casa hanno, non è, puoi dare un indirizzo politico per quanto riguarda, non so, l'architettura, il paesaggio. Dico, praticamente io posso alzarmi ulteriormente se vicino nell'arco di tot metri, adesso non mi ricordo, 50-100 metri, ci sono altri degli stabili che hanno questa altezza per dare un po' di armonia urbanistica, adesso è una cosa che deve spiegare. Dunque, addirittura l'imprenditore fa degli atti che ti sono consentiti dalla legge, qua il tecnico che mi deve assicurare che ha fatto le cose tutto bene, nel senso che ci sono tutti i criteri giusti, c'è la lontananza, i 10 metri dal vicino, l'altezza, il coso. No, ma finisco il concetto. Allora, questo non è per fare una critica, anche adesso parlo anche perché io sono abituato sempre a essere abbastanza chiaro. Quando mi è stata presentata questa cosa, ho visto che non c'era una delibera di giunta e io ho preteso che facciano la delibera di giunta di indirizzo, perlomeno su questa cosa, perché non vado come consigliere comunale a rettificare una cosa così particolare, che comunque, grazie, abbiamo un bravissimo dirigente che è l'ingegner Bonora, che mi fido, dunque non è un problema, però ho fatto la nostra istruttoria. La delibera di giunta è stata fatta perché la giunta anche deve certificare il lavoro degli ingegneri, degli architetti, di chi su una cosa così importante, non può essere fatta solo dal Consiglio Comunale. Qui subentra il discorso politico. Dunque, io adesso ho la Giunta che ha fatto questa delibera e che mi assicura che non ci sono problemi. Dopo sentiremo Bonora in maniera un po' più specifica, qua si va veramente, lui mi assicura che tecnicamente queste sono cose che aspettavano non è un ampliamento, una deroga, che aspettavano al titolare dell'immobiliare. Io sono a posto perché per quanto mi riguarda politicamente la guardo come un'ulteriore sistemazione di un'entrata a Portoguaro, comunque dietro c'è un capannone che c'è da sistemare, ci sono varie cose da fare, dunque un abbellimento anche di una delle porte di Portoguaro, perché Viale Venezia, fra il tombinamento, fra altre cose, la Costituzione si sta mettendo un po' in ordine, questo è l'indirizzo politico. È chiaro che io ho chiesto, perché non è che non abbia dubbi su certe operazioni, dunque il dirigente lo sa spiegare in maniera tecnica perché è giusto fare questi passi e la Giunta li ha certificati e noi dobbiamo qua ratificarli come Consiglio Comunale. Ecco, questo è il passaggio che mi intendavo di dirti come sono stati fatti. Anch'io avevo la perplessità all'inizio, ma Bonora me le ha spiegate, io ho preso delle informazioni anche su altri comuni dove sono stati fatti cose, perché è atipico, nessuno mai a Portogallo ha fatto un piano casa da 2000 metri da cosa. Ecco questo. Per quanto riguarda il contributo, l'imprenditore naturalmente avrà dei benefici, ma non esiste che noi li quantifichiamo, non esiste. Non è che puoi dire non lo fai se non paghi questo o quest'altro, non esiste. Per quanto riguarda il secondo stralcio del piamento, i famosi 40.000 euro,
lui riceve dei benefici economici, perché comunque un immobiliare fa speculazione immobiliare, e decide di donare questo contributo al comune, che è legittimo. Però non è che noi potevamo dire devi dare questo o l'altro, così. È un ulteriore competitivo, perché lui comunque pagherà 300.000 di oneri su queste operazioni. Ecco, dopo se magari Buonora può intervenire per dare anche tutte le risposte che ha chiesto anche lei, che giustamente deve essere tecniche, perché queste sono cose che hanno bisogno, sono tecniche, ma ci deve essere anche sempre l'orientamento politico, che su cose così delicate penso che deve essere preteso, insomma. Grazie consigliere Morsanuto. Ingegnere Bonora, voleva togliere qualche dubbio ancora nel consigliere Vindigni? Prego. No, è giusto che il Consiglio vada a conoscenza di tutto. Ha detto una cosa giusta il consigliere Vindigni prima. Le commissioni hanno un certo tipo di prerogativa, il Consiglio Comunale ne ha un'altra, ed è vero. Prego, ingegnere. Buonasera. Sì, uno è un aspetto tecnico, non si va in deroga al PRG, si applica il piano casa. La deroga è già nell'applicazione della norma, quindi se la norma ti consente di andare in altezza con anche in deroga, è già contenuto nell'applicazione della norma, vai e applichi quelli che sono i limiti di norma. Quindi nel caso di specie si va a verificare se nell'intorno si sta ancorché superiori all'altezza di piano, più bassi però dell'edificio con termine. In questo caso questa condizione c'era e quindi la condizione è ammessa, ma è ammessa in applicazione della norma, quindi è una deroga intrinseca alla deroga stessa che è il piano casa. Fino al 31/12 di quest'anno, con una proroga di estensione temporale, sarebbero ammessi incrementi volumetrici del 100%, quindi il fatto di arrivare al 61 è anche una parziale applicazione. È chiaro che per quello che è la realtà di Portogruaro già questo è un intervento importante, perché partiva da una volumetria importante. Il fatto di passare in Consiglio Comunale, penso che l'abbiamo già detto in Commissione, c'è una condizione anche quella stabilita dalla norma, quindi già il legislatore stesso ha stabilito che ci fosse una soglia numerica, il 50% dell'altezza o i 2000 metri cubi in termini assoluti in più rispetto all'esistente, fossero delle condizioni particolari da analizzare in Consiglio, e quindi che fosse richiesto un voto dal Consiglio Comunale che si esprimesse su una convenzione. Quindi quello che è un permesso di costruire in zona B, quindi siamo già in un consolidato urbano, e rientro anche nella parte degli standard. È una zona B, quindi di per sé non ci sarebbero standard, proprio perché c'è una deroga di norma e proprio perché i volumi in gioco non sono indifferenti. Nella norma stessa c'è il sistema di calcolo per cui nell'incremento volumetrico si applicano gli standard. Certo, se uno li rapporta al volume complessivo è poca cosa, però ripeto, siamo in zona B, non siamo in una zona dove si applica un PUA, dove siamo in espansione urbanistica, dove a parità di volume gli standard sono tutt'altra cosa. Però questi sono i principi proprio del Veneto 2050, dove sempre più si andrà a rigenerare il tessuto urbano, e con un incentivo, in questo caso importante, dopo salvo deroghe si andrà in un ordinario che non avrà più questa intensità, però ci sarà comunque un incremento volumetrico, ed è chiaro che in un consolidato non potrà essere altro che andare in altezza. Questo è fisica e geometria, insomma. Grazie ingegnere. Consigliere Bertoncello, secondo intervento, prego. Allora, non mi convince.
non mi convince perché non si va in deroga allo strumento urbanistico, perché se quel fabbricato avesse avuto la disponibilità di superficie, sulle cubature si potevano sviluppare, sul piano casa ha diritto a queste cubature, ma voglio dire non lo può fare perché non ha gli spazi per aumentare le cubature se non in altezza. C'è un problema, ognuno fa le sue verifiche, io non sono tecnico a differenza di lei e il consigliere Morsanuto lo stesso. Su questa questione, come avevo dichiarato in commissione alla Presidente, che ci saremmo presi la possibilità di guardare le carte perché non eravamo in condizioni quella sera di fare un'istruttoria completa. Io personalmente ho dei forti dubbi che si possa, nel caso in cui non ci sia la possibilità di aumentare i volumi nell'area di proprietà, si possa superare le norme dello strumento urbanistico. Io su questo, per le verifiche sbagliate, giuste, voglio dire, ognuno, come spesso accade, interpreta in maniera diversa, c'è più chi lo affronta interpreta in un modo o nell'altro. Potremmo portare dei casi, ma non è il caso, scusate, di portarlo qui. Io dico che, voglio dire, che con questa convenzione si va, al di là del piano casa, si va in deroga allo strumento urbanistico di Portogruaro che prevede un'altezza massima di 9,5 metri. Punto. Sul problema che diceva il consigliere Morsanuto, me lo può confermare anche il già sindaco, consigliere senatore. C'è una, voglio dire, dialettica tra pubblico e privato, dove il pubblico cerca di sopperire come posso dire, a disagi o a situazioni che si possono creare in conseguenza di un investimento. Viale Pordenone ne è un esempio, ma potremmo farne altri, sono tanti, sono pochi, si cerca di trovare il giusto equilibrio perché la collettività non si accolli costi aggiuntivi rispetto all'investimento o alle ricadute che l'investimento ha. Quindi io non sono in grado di valutarlo. Noi sappiamo, voglio dire, che non è un fatto aritmetico, non è un fatto automatico, è un problema, se posso dire, di concertazione, di valutazione, se mancano i parcheggi perché bisogna fare i parcheggi, se l'impatto volumetrico rispetto agli appartamenti che si producono al di là degli standard dei parcheggi possono voglio dire, creare altre situazioni, quindi si tratta di valutare, insomma, ecco. Quindi a me, voglio dire, al di là del tecnico, lo ha detto sempre, io se non ci fosse stata questa convenzione, non ci fosse state queste deroghe, non avevo bisogno di venire in consiglio. Io la mia, voglio dire, li lascio io i permessi di costruire in base alla norma, lo ha detto 40 milioni di volte e lo dice sempre, insomma, se viene in consiglio viene non per l'approvazione simplicita del piano casa, perché il piano casa non serve neanche venire in consiglio, tanto per essere chiaro, nel senso che una volta che la Giunta ha dato gli indirizzi e si applica la norma, voglio dire, non è necessario che venga in consiglio, viene in consiglio per le motivazioni che io ritengo, ho provato di esplicitare questa sera, solo per questo. Io né in commissione né sentendo questa sera la presentazione della convenzione avevo, voglio dire, colto il giusto significato di questa convenzione, ma può darsi che mi sbaglio io, anch'io ho cercato di leggerla. Finisco dicendo che contro quell'intervento non è che abbiamo particolari, cioè sulla rigenerazione urbana, è il rispetto e l'iter che ha portato a questo che noi abbiamo delle perplessità, o almeno io ho delle perplessità. Grazie consigliere Bertoncello. Consigliere senatore? Solo un Prego. chiarimento. Se andassimo in deroga al PRG, vi verrebbe chiesto?
è chiaro, nell'atto non è riportato, quindi non viene chiesto ai consiglieri di andare in deroga. Grazie ingegnere. Una puntualizzazione. Prego, consigliere senatore, a lei. Sì, grazie Presidente. Gli ultimi interventi secondo me sono stati molto chiarificatori rispetto magari a qualche dubbio che qualche consigliere potesse avere. In particolare l'ultimo intervento dell'ingegner Bonora è stato molto chiaro. Ci è stato detto che non si chiede l'approvazione rispetto a una deroga al piano regolatore. Questo secondo me è chiarissimo anche nel contenuto della Convenzione. Permettetemi però di fare un ragionamento politico. Quando è stato detto stasera, ma forse l'assessore competente è stato commissariato, forse c'è stato un errore di passaggio, perché probabilmente questo documento non attiene all'assessorato all'urbanistica, in quanto non c'è una deroga, una richiesta di deroga. E mi spiace vengano fatti questi ragionamenti, perché quando si lavora in gruppo e la giunta con il sindaco è un gruppo di lavoro, tutti gli assessori unitamente al sindaco convergono per raggiungere un obiettivo comune e chiaro. In questo caso la predisposizione di un documento di giunta, una delibera di giunta come atto di indirizzo della Convenzione. Quindi credo che la chiamata in causa dell'assessore all'urbanistica tutto sommato fosse stata superflua stasera, perché non attendeva quanto il documento di cui stiamo discutendo all'aspetto dell'urbanistica. Grazie. Grazie consigliere senatore. Ci sono altri interventi? Consigliere Terenzi, prego. Dal dibattito è emerso come questo provvedimento sia un provvedimento complesso, ecco, io uso questo termine, è complesso. Certamente mi viene da dire è fatto a norma di legge, certamente. Abbiamo sentito le motivazioni legate alla rigenerazione urbana, è una motivazione importante quella della rigenerazione urbana. E però insomma è emerso in modo del tutto chiaro, e qui c'è un tema che va oltre l'obiettivo della riqualificazione di un'area. Qui c'è un privato che interviene in modo importante e c'è una deroga altrettanto importante, quindi statuita normativamente. Certo, l'abbiamo detto, c'è una norma, il rispetto della norma secondo me non è in discussione. Però c'è anche un elemento che è legato al bilanciamento fra quello che può essere il beneficio collettivo che ne deriva da questa azione di investimento che richiede una deroga importante, e il vantaggio che va al soggetto privato che investe e che in qualche misura comunque sia è disposto a corrispondere al comune quanto normativamente dovuto più un importo, mi pare, è stato detto, circa 40.000 euro legati ad un atto, diciamolo così, unilaterale, se non ho capito male. Ecco, se non ho capito male. E però qui c'è la valutazione di congruità. Io credo che per tutti questi elementi complessivi questa debba essere una delibera di giunta di cui è la maggioranza che deve assumersi la valutazione, deve assumersi l'approvazione, perché ripeto ci sono degli elementi che ovviamente noi non abbiamo potuto valutare nel dettaglio, e non già e non solo sul piano tecnico, perché già il collega Bertoncello ha posto una questione, poi il dirigente anche con
adeguatezza tecnica, penso ha risposto. Però, ripeto, c'è una valutazione più ampia dell'impatto complessivo, che l'impatto complessivo ha sulla comunità di questo investimento, che le cui valutazioni devono essere assunte dalla maggioranza che intende valutare e approvare questo provvedimento. Ecco. Per cui noi non siamo nella condizione di poter esprimere un parere, un voto favorevole, e ci asterremo. Grazie consigliere Terenzi. Se non ci sono altri interventi, io pongo in votazione il provvedimento. Non so. Vabbè, ma c'è il numero, vabbè, non è che possiamo ogni volta, signori. Pazienza, sarà andato, non so, in bagno. Prego, sì, ce l'ha, sì. E la mia è una considerazione politica, come è giusto che sia qui dentro. Non è che ci sia una responsabilità rispetto ai provvedimenti tra maggioranza e opposizione, tutti dovremo concorrere a fare del nostro meglio. Per cui se la maggioranza questa sera deciderà di votare, avrà scelto la strada più giusta secondo questa maggioranza per Portogruaro. Se l'opposizione deciderà di astenersi, avrà deciso di non percorrere alcuna strada. Grazie consigliere senatore. Poniamo in votazione il provvedimento, quindi chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. 5 astenuti, anche immediata esecutività per cortesia, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, il provvedimento è approvato, grazie. Passiamo ora al quarto punto, decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175, articolo 20, razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, approvazione piano al 31/12/2020. Visto in sesta commissione il 6 dicembre. Per favore il Presidente, grazie. Renato non c'è, il Vicepresidente. Prego, facciamo fare all'assessore. Buonasera a tutti. Come abbiamo visto in Commissione, ogni fine anno il Comune deve fare una ricognizione di tutte le partecipazioni dirette ed indirette al fine di adottare un piano di razionalizzazione. Abbiamo già visto in Commissione come anche quest'anno adottiamo un piano di razionalizzazione che conferma sostanzialmente tutte le partecipazioni dirette del Comune. L'unica novità la registriamo sulle partecipazioni indirette, dove si recepiscono i piani di razionalizzazione di Veritas, quindi con la fusione di 2 partecipate di Veritas, che sono Ecoprogetti, Ecoricicli, e la dismissione a cura di ATVO delle partecipazioni indirette in Brusutti e il CAF interregionale dipendenti SRL. Questo adeguamento è proprio per allinearsi ai piani di razionalizzazione della città metropolitana e nel primo caso al piano di razionalizzazione di Veritas. Grazie. Deve fare altro, spiegare altro, assessore, o è a posto così? No, Ci sono interventi su questo argomento? Prego, consigliere Terenzi. Come di consueto per dichiarazione di voto, par di poter dire che questo sia un atto dovuto e che in sé non ha una grandissima rilevanza, parlo per il Comune, nel momento in cui si decide di confermare la partecipazione negli enti di competenza. Quindi, ecco, diversamente, per converso, avrebbe invece un valore allorquando si decidesse in via preventiva, in via cautelativa, o in via di tutela degli interessi del Comune, si decidesse o per un maggior beneficio al Comune stesso si decidesse di
uscire dalla partecipazione. Ecco, quindi francamente è una presa d'atto sostanzialmente, ecco, una presa d'atto, ho colto anche dalle parole dell'assessore che in effetti è tale. E mi pare anche di aver... Scusi consigliere Terenzi, chiedo la cortesia di far rientrare perché non c'è il numero in questo momento. Quindi per favore fate rientrare parlavo per me stesso, ma pazienza, sì, chiedo per i scusa. cittadini, viva i cittadini prima di tutto, e dopo sì, vabbè, allora attendo un attimo. Prego. Sì, ecco, mi pare aver inteso che anche adeguate ulteriori relazioni di esplicitazione di questa delibera non sono state assunte proprio per questo motivo, non ci sono variazioni sostanziali e quindi per ciò stesso il nostro gruppo voterà a favore di questo provvedimento. Ecco. Grazie consigliere Terenzi. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, poniamo in votazione il provvedimento. Chi è favorevole? Sì, prego, soprattutto gli assenti. Sì. Devo scriverli, allora favorevole Rodriguez Pizzolito, senatore, Dalla Bona, Zanutto, sindaco, Mascarin e Terenzi, Ret, Vindigni e Arrighini. Sì. Tutti favorevoli. Terenzi, Ret, Vindigni e Arrighini. Immediata esecutività, per cortesia, come prima il provvedimento è approvato, grazie. Ora passiamo al punto 5 che si unisce al punto 6, e cioè la proposta di mozione per iniziative politiche ed umanitarie per fronteggiare la crisi in Afghanistan, presentata dal gruppo Civici e Democratici il 3 novembre 2021. E quindi ne daranno lettura prima i Civici e Democratici, poi la consigliera Zanutto darà lettura della proposta di mozione per sensibilizzare ed informare la popolazione sulla situazione afghana, presentata il 22 di novembre, poi ci sarà la discussione unica e le votazioni poi per ogni mozione. Prego, consigliere Terenzi. Sì, grazie Presidente. Questa mozione evidentemente tiene conto di quanto è accaduto in Afghanistan recentissimamente, ma vuole anche porre in essere un'attenzione particolare verso la questione dei rifugiati, cioè verso la questione di persone che abbandonano loro malgrado il paese di residenza, il paese dove sono nati, perché non ci sono le condizioni sociali, politiche, umanitarie per condurre una vita dignitosa e per impiantare il progetto di vita per loro stessi e per i loro cari. Questo è il tema generale che vuole in qualche misura riproporre la mozione, naturalmente prendendo a spunto e facendo quindi una proposta da questo punto di vista rispetto alle migliaia di cittadini afghani, uomini, donne, bambini, anziani, che in particolare coloro che hanno anche collaborato anche con l'amministrazione italiana in Afghanistan, ecco, che si trovano oggettivamente ora in condizioni, in condizioni di difficoltà radicale, tanto da essere certamente definiti come rifugiati. Mi accingo a leggere la mozione.
Mozione per iniziative politiche ed umanitarie per fronteggiare la crisi in Afghanistan. Premesso che il 29 febbraio 2020 a Doha, Qatar, è stato siglato il trattato di pace tra le due parti del conflitto afghano, gli USA sotto la presidenza di Donald Trump e i talebani nella loro fazione afghana, l'accordo di Doha prevedeva la fine del conflitto armato iniziato nel 2001 e il ritiro totale delle forze armate statunitensi entro i successivi 14 mesi. Come conseguenza del ritiro l'esercito talebano ha lanciato un'offensiva su vasta scala, prendendo il controllo progressivo delle aree del paese in poco tempo e con estrema facilità e costringendo le rimanenti presenze estere e le istituzioni afghane a ritirarsi nella capitale Kabul. Sempre premesso che i talebani, dopo il termine dell'evacuazione di diplomatici, cittadini stranieri ed afghani a cura dei governi occidentali, conservano il pieno controllo politico e amministrativo dell'intero territorio afghano, che il 24 agosto si è tenuto il G7 straordinario per discutere di questa grave situazione. È stato affermato come i talebani saranno ritenuti responsabili delle loro azioni nel prevenire il terrorismo e nel rispettare i diritti umani, in particolare quelli delle donne. Considerato che i talebani si sono già distinti in passato per aver detenuto il potere tramite l'organizzata soppressione dei diritti umani della popolazione, in particolare di donne, bambini, appartenenti a minoranze etniche e di genere, attivisti e oppositori politici e o religiosi, che l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet ha riportato ufficialmente segnalazioni di gravissime violazioni commesse dai talebani, comprese esecuzioni sommarie di civili e forze di sicurezza afghane che si erano arrese. Le milizie talebane hanno sparato su persone scese in strada durante proteste pacifiche, causando morti e feriti. A numerose donne è stato impedito di presentarsi sul proprio posto di lavoro, in maniera particolare personale sanitario e giornaliste. Per ogni città si è proceduto a completare la lista delle donne e bambini nubili tra i 12 e i 45 anni, considerate bottino di guerra da assegnare come mogli ai militari talebani, che i talebani hanno confermato che i diritti delle donne saranno assicurati unicamente all'interno dei dettami della Sharia e perciò secondo la loro interpretazione estremista e misogina della religione islamica, che il verificarsi di tali gravissime situazioni è stato confermato anche attraverso i giornalisti e la stampa straniera fin quando hanno potuto esercitare la loro funzione di informazione, che si sono ripetute nella settimana scorsa e nei mesi scorsi esecuzioni sommarie di uomini e donne in spregio dei più elementari e fondamentali diritti umani, primi fra tutti il diritto alla vita, tenuto conto del protocollo d'intesa per consentire che 1200 afghani nei prossimi 2 anni raggiungano l'Italia, iniziativa che vede agire insieme istituzioni come i Ministeri degli Esteri e della Difesa e organizzazioni umanitarie quali la Comunità di Sant'Egidio, le Chiese Valdesi, la Caritas, l'Arci e la CEI, con il sostegno anche dell'UNHCR, dell'ONU, con l'obiettivo di creare una via legale e sicura per lasciare il Pakistan e l'Iran. Preso atto che è necessaria una forte strategia internazionale insieme al consolidamento della rete che i comuni possono costituire, predisponendo delle politiche locali per l'accoglienza, il Consiglio Comunale auspica che il Governo italiano agisca con la continuità richiesta in tutte le sedi appropriate per fronteggiare attivamente l'emergenza e la nuova situazione sociopolitica afghana, facendosi promotore di un'azione diplomatica
volta ad ottenere una risposta da parte della comunità internazionale insieme ad un piano straordinario di evacuazione in sicurezza tramite l'apertura imprescindibile di corridoi umanitari, nel rispetto di un dovere non solo morale ma anche giuridico, previsto dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e dal Protocollo di New York del 1967, ricomprendendo altresì uno sforzo collettivo della comunità internazionale volto ad una condivisione del dovere di accoglienza. Impegna il Sindaco e l'amministrazione ad attivarsi nei tavoli istituzionali territoriali competenti, a partire dalla conferenza dei sindaci, allo scopo di promuovere ed offrire le disponibilità e le risposte concrete necessarie a livello locale per fare fronte alle esigenze di accoglienza dei profughi afghani nel rispetto del diritto nazionale e internazionale ed in nome dei principi di solidarietà e di responsabilità. Il gruppo consigliare Civici e Democratici, Terenzia Reghini, Bertoncello Drigo, Ret Vindigni. Grazie consigliere Terenzia, adesso ne dà lettura della propria alla consigliera Zanutto e poi si apre il dibattito. Prego. Sì, grazie Presidente. Allora, il gruppo consigliare Lega Salvini Liga Veneta propone invece una mozione per sensibilizzare ed informare la popolazione sulla situazione afghana. È ormai risaputo da anni che l'Afghanistan è un paese martoriato da conflitti e scontri tribali. Negli ultimi 40 anni la situazione del paese ha visto un'impennata di sofferenze e privazioni che solo l'arrivo delle potenze occidentali ha potuto alleviare. È giusto però fare un breve riassunto delle vicissitudini di questo annoso conflitto. Fino agli inizi degli anni 70, durante il regno dell'Afghanistan, il paese era prospero e sulla via di un marcato sviluppo. La politica espansionistica dell'imperialismo sovietico del Partito Comunista ha portato l'Armata Rossa ad invadere il paese. Il decennio di occupazione ha visto come risultato una devastazione del paese, circa 2 milioni di morti civili e perdite nelle truppe sovietiche, stimabili in circa 30.000 caduti e circa 500.000 feriti e dispersi. In questo clima di terrore e soprusi verso la popolazione, il Mullah Omar, nelle scuole sue coraniche, avviò la formazione di un movimento studentesco denominato Taliban, che prese piede nel paese. La penetrazione dell'Islam nel suo movimento conservatore Deobandi ha portato interpretazioni tribali che sono sfociate in azioni estreme legate al terrorismo internazionale. Con la campagna delle coalizioni internazionali su quasi unanime consenso internazionale sotto l'egida dell'ONU, l'Afghanistan ha visto rinascere il paese e la liberazione del popolo dall'oppressione dello Jihad islamica. Anche l'Italia, con un consenso unanime di tutti i partiti, ha fatto la sua parte sia politica che militare. In circa 20 anni di missioni internazionali sono state ricostruite tutte le strutture democratiche del Paese, ridato il senso di libertà al popolo ed avviati processi di sviluppo con accordi internazionali. I rapporti della coalizione, comunque, hanno sempre affermato che il Paese, ancora sotto le conseguenze dell'invasione sovietica e della dittatura jihadista, non era ancora in grado di ripartire da solo. L'accordo di Doha per il disimpegno delle forze della coalizione e del ritorno dei talebani ha fatto crollare le deboli istituzioni, ma ha lasciato vivi i principi basilari dei diritti umani. Infatti, sono da sottolineare le proteste in piazza delle donne per i loro diritti e la debolezza dei talebani davanti a questi spontanei movimenti di piazza. La situazione ora è un peggioramento delle condizioni di vita del popolo afghano ed un incremento di flusso di profughi. Le condizioni di vita sono crollate, con un tasso di povertà oltre l'80%. Le varie agenzie internazionali hanno lanciato numerosi allarmi per immediati aiuti umanitari, in quanto i rifornimenti necessari alle basilari esigenze di vita sono fermi. Al momento sono sparuti voli con aiuti umanitari, sono atterrati a Kabul e a Kandahar. Il numero di profughi ha avuto un'impennata negli ultimi mesi. UNHRC stima che solo in Afghanistan vi siano oltre 600.000 persone che sono state raccolte in campi e che necessitano di ogni supporto. Inoltre, da agosto sono stati calcolati oltre 2,5 milioni di persone
che sono scappati in Iran e Pakistan, esponendosi agli ulteriori rischi. In Iran già ci sono circa 4 milioni di afghani che, anche riducendosi ad accettare umili lavori, cercano una via per raggiungere l'Europa. È giusto sottolineare che l'Italia, con la missione Aquila Omnia, ha salvato in pochi giorni 4.890 afghani, di cui 1.301 donne e 1.453 bambini, che ora sono ospitati per 2 anni in strutture appositamente individuate dal Ministero degli Interni, avviando un percorso che si speri porti una soluzione per queste persone. I media e le forze politiche hanno parlato della tragedia afghana per poco tempo ed ora, nonostante le tragiche testimonianze che arrivano dai social, nessuno sottolinea più il dramma che si sta consumando in Afghanistan. Le testimonianze affermano le violenze subite dalle donne in nome di una visione cieca del Corano. Migliaia di esse sono ridotte in stato di schiavitù, hanno l'imposizione del burqa e sono sotto la minaccia di essere venduti in moglie. La comunità internazionale, pur non riconoscendo il governo talebano, costituito anche da persone inserite nelle liste dei criminali internazionali, dovrebbe avviare programmi coraggiosi per poter intervenire a tutela delle persone e dei diritti umani sotto l'egida delle Nazioni Unite. La nostra comunità, che ha tra i suoi fili esponenti che hanno conosciuto l'Afghanistan, non è indifferente a questo dramma, anzi lo sente molto vicino. Proprio per questo il Consiglio Comunale si impegna a continuare a tenere vivo il dramma della sofferenza dell'Afghanistan per poter avviare con i giovani studenti progetti fattibili da proporre alle autorità governative, a promuovere convegni e studi sui dramma dei rifugiati, ad avviare una serie di conferenze con relatori qualificati per spiegare il conflitto afghano e le sue origini. Soprattutto questa amministrazione continuerà a tenere aperte le porte con le iniziative governative che possano portare Portogruaro ad essere presente nella comunità internazionale. Portogruaro, 8 novembre 21, consiglieri Lega Salvini, Liga Veneta, Barbisan Leonardo, Dalla Buona Paolo e Zanuto Alessandra. Grazie consigliera, quindi abbiamo dato lettura delle 2 mozioni, adesso apriamo il dibattito sull'argomento. Chi interviene per primo? Consigliera Zanuto. Sì, giusto per chiarire che questa mozione che noi abbiamo presentato porta soprattutto a far conoscere agli studenti, ma a tutta la cittadinanza, ma soprattutto agli studenti, la vera storia dell'Afghanistan e da dove soprattutto sono partiti i problemi. E dobbiamo innanzitutto anche far conoscere qual è la territorialità di questo Afghanistan e perché ci siano continui questi scontri. L'Afghanistan è un collegamento fra la Cina e l'Occidente con l'Iran. E il tragitto Iran, Afghanistan e Pakistan è sì un corridoio imponente, soprattutto per i cittadini, ma anche perché ci sono moltissime risorse. E questa cosa, questa colonna, questa storia dei paesi, non bisogna solamente vederla come innanzitutto un dovere per accogliere questi profughi, è un dovere di tutti accogliere questi profughi, ma è anche vero che la conoscenza di come questi profughi purtroppo abbiano avuto i loro problemi deve essere portata a conoscenza delle scuole soprattutto perché i giovani devono conoscere qual è la vera storia dell'Afghanistan e cosa sia successo in questi secoli, non solamente in questi decenni. Il dovere di accogliere i profughi afghani l'abbiamo dimostrato, l'Italia si è sempre dimostrata un paese pronto ad accogliere tutti coloro che hanno problemi e difficoltà di sopravvivenza e Portogruaro ne è stato un esempio. Ricordiamo che anche a Portogruaro ci sono dei cittadini che sono ancora ospitati in condomini e quindi hanno un tetto sopra la testa e dei persone che accudiscono. Ma non si può solo aprire le frontiere perché c'è solamente questo diritto, dobbiamo stare attenti alle persone che arrivano. Ecco perché far conoscere la storia dell'Afghanistan nelle scuole, perché purtroppo in mezzo ai profughi c'è un corridoio di terrorismo a cui bisogna soprattutto fare dei muri.
e quindi conoscere la storia di questo Paese, far capire ai giovani e soprattutto tramite delle persone che sono altamente qualificate qual è il problema di questo Paese, è un dovere soprattutto per il nostro futuro. Ed è questo che la mozione nostra vuole far capire, cioè la coscienza del fatto, le origini, le cause e quali possono essere le risoluzioni. Accogliere una parola d'ordine, ma accogliere nel modo giusto e per quali motivi è indubbiamente un comandamento, per cui quello che noi vogliamo appunto far diciamo evidenziare soprattutto è la coscienza di questo fenomeno, delle sue origini. Quindi ripetiamo, spero che questa amministrazione, ma sono sicura, accolga la possibilità di andare nelle scuole e capire perché questi fenomeni ci sono, perché si formano e quali possono essere le soluzioni migliori per aiutare queste persone e affinché queste guerre, queste diatribe ormai purtroppo da secoli possano essere in qualche modo fermate, anche se sappiamo che purtroppo il popolo talebano, l'idea talebana, perché non è un popolo, è un'idea, è assolutamente contraria a qualsiasi idea di democrazia e rispetto verso le donne. Parliamo sempre di rispetto verso le persone e della violenza contro le donne. Ecco, l'Afghanistan è un paese in cui le donne non sono assolutamente riconosciute, anzi, sono maltrattate, sono usate come merce, per cui anche e soprattutto anche verso questo argomento credo che l'amministrazione comunale si promuova a far conoscere appunto la storia e i veri problemi dell'Afghanistan. Grazie consigliere Zanutto. Consigliere Terenzi, prego. Grazie Presidente. Io credo che l'istanza della informazione nella comunità e anche nelle scuole, assolutamente, rispetto alla condizione attuale del popolo afghano sia ineccepibile, sia importante, sia fondamentale. Come evidentemente altrettanto fondamentale che la comunità internazionale e dunque le comunità locali, perché attenzione, le comunità internazionali agiscono tanto in quanto le comunità locali in qualche modo si rendono coerenti e congrue rispetto anche ad un indirizzo, ripeto, che la comunità internazionale assume. E noi sappiamo che ci sono diversi livelli, c'è un livello sovranazionale, c'è un livello nazionale e c'è un livello di comunità locale. E quando un paese in qualche modo attesta l'importanza dei pronunciamenti nelle sedi internazionali, l'ONU oppure l'Alto Commissariato per i diritti dei rifugiati, è chiaro che poi assume delle conseguenze, non solo in termini ed una responsabilità, non solo in termini di alimentare una corretta informazione, ma di agire. E qui c'è il tema dell'accoglienza dei rifugiati. E vedete, c'è un tema politico generale, ma c'è un tema umanitario, e il tema umanitario è un tema che chiede il qui e l'ora. Noi volutamente abbiamo messo in evidenza l'iniziativa che poi si è realizzata il 4 novembre con la firma del protocollo d'intesa fra Ministero degli Interni, Ministero degli Esteri, la CEI, la Caritas, la Tavola Valdese, l'Arci ed altre associazioni, perché queste associazioni, che peraltro agiscono già dal 2015, hanno posto in essere uno strumento importante e fondamentale,
l'attivazione dei corridoi umanitari. Questo è l'oggetto dell'accordo e di questo protocollo d'intesa a cui noi ci siamo ispirati e che vogliamo porre in evidenza. Fra l'altro, già nel 2015 ho detto questi corridoi hanno cominciato a funzionare e se ricordate bene furono anche conseguenti ad uno dei numerosissimi appelli che Papa Francesco continua a fare all'umanità rispetto al tema dei fragili, rispetto al tema dei rifugiati, che non possono essere considerati, virgolette, scartati, ma c'è una responsabilità che gli Stati, le nazioni, le comunità devono assumersi in questa dimensione globale che è anche una dimensione molto, molto ristretta. Vedete ormai come i destini di alcune nazioni, i destini di alcune aree geografiche cominciano a intrecciarsi sempre più dinamicamente con i destini di ciascuno. Ed anche i nostri territori, la nostra Europa è attraversata ormai da tempo da queste dinamiche. E vorrei anche dire che anche la crisi climatica che stiamo vivendo renderà sempre più strutturale la questione delle migrazioni. Non sfuggirà a nessuno che ormai ci sono vaste aree del pianeta in via di desertificazione. Non sfuggirà a nessuno che il tema dell'acqua sta diventando uno dei problemi, come dire, più contingenti per alcune aree del nostro pianeta. Bene, questo per dire che questa questione, oggi noi parliamo di rifugiati, ma è una questione che è da tempo strutturale, non è più considerata o considerabile una emergenza. E allora i soggetti che sono preposti e che sentono una responsabilità in ordine a questo, nel nostro caso sono i due ministeri degli interni ed esteri, queste associazioni che si stanno lavorando già da tempo sui corridoi umanitari, hanno firmato un protocollo d'intesa. La logica che sta dietro questo protocollo d'intesa è una logica interessante, perché è un triangolo. È il triangolo fra Ministero, associazioni ed enti locali. Ed intorno alla gestione di questo triangolo che viene in qualche misura risolta la questione dell'accoglienza dei profughi afghani. Attraverso, lo abbiamo detto, i corridoi umanitari. Vedete, i corridoi umanitari in qualche misura sono degli strumenti che garantiscono la persona fragile, la persona in difficoltà, il rifugiato, che in qualche misura definiscono un percorso all'interno del quale la persona che è in difficoltà trova un accompagnamento, trova una condizione di vita accettabile. Un corridoio umanitario salva le vite umane. Diversamente la situazione anche di disperazione in cui si trovano queste persone, e lo abbiamo visto nel Mar Mediterraneo, porta in qualche misura ad intraprendere dei viaggi senza ritorno. Ecco, noi siamo qui oggi come Consiglio Comunale a discutere concretamente su quale ruolo possa assumere il nostro comune, il nostro ente locale, lo abbiamo detto prima. Dagli enti sovraordinati si arriva poi alla comunità locale, perché è lì dove concretamente si esercita l'accoglienza. E nelle comunità, è la comunità il luogo in cui si esercita l'accoglienza,
attraverso legami di responsabilità, attraverso legami di solidarietà, attraverso legami anche di coprogettazione, di coprogrammazione. E il triangolo di cui parlavo prima, Ministero degli Interni, associazioni, chiese ed altri soggetti che interagiscono a livello umanitario e gli enti locali. Quindi la nostra mozione vuole in qualche misura chiedere all'amministrazione che si ponga in modo costruttivo e positivo all'interno della conferenza dei sindaci e che insieme agli altri sindaci e con il Ministero degli Interni si attivi per rendere l'area del Veneto orientale un'area possibile di accoglienza di profughi e rifugiati secondo questi canali dei corridoi umanitari che, ripeto, dovrebbero essere la modalità, come dire, consueta, la modalità più corretta, la modalità più adeguata per cercare di mettere, virgolette, in sicurezza e garantire una vita dignitosa a persone che fuggono dall'orrore, che fuggono dalla guerra e che fuggono dalle situazioni che non generano vita e che anzi sono radicalmente contrarie alla vita. Ecco, noi questa responsabilità pensiamo che una comunità come quella del Veneto orientale la possa e la debba assumere. Fa piacere ed è importante che in questo Consiglio ci siano quest'oggi 2 mozioni su questo tema. Noi crediamo anche che sia possibile votare un'unica mozione, purché all'interno di questo Consiglio si prenda in considerazione entrambe le impostazioni, entrambe le istanze finali che parlano di formazione e informazione nella comunità, ma che parlano anche di azione concreta di accoglienza nell'ambito di questa logica dei corridoi umanitari che portano, attraverso questa azione coordinata fra Ministero degli Interni, associazioni ed enti locali, che portano a sviluppare adeguati progetti di accoglienza. Se entrambe queste istanze vengono assunte, vengono accolte, noi crediamo che ci possa essere lo spazio e sarebbe anche credo un segnale importante per l'intera comunità per addivenire ad una mozione unica. Grazie. Grazie consigliere Terenzi. Consigliere senatore, prego. Grazie Presidente. Questa sera stiamo assistendo ad una importante riflessione politica su un tema di grandissima rilevanza. Le 2 mozioni sostanzialmente si approcciano al problema secondo 2 obiettivi, 2 percorsi diversi ma che in qualche modo possono congiungersi. Rispetto alla prima si ragiona sui bisogni primari, sull'urgenza, sulla necessità. La seconda ragiona sul tema importantissimo anche della riflessione sugli argomenti. Entrambe le mozioni, secondo me, hanno il pregio, hanno la caratteristica di far prendere coscienza di come i tempi stiano cambiando, i tempi si stiano evolvendo verso una direzione di ascolto e di attenzione dell'umano. Per nostra fortuna, per fortuna della collettività, ci stiamo accorgendo tutti che non si può non vedere. Ci stiamo accorgendo tutti che c'è bisogno di superare i pregiudizi, c'è bisogno di superare le posizioni personali, guardando con occhio attento e rispettoso ai bisogni e alle necessità. Io vorrei aggiungere una considerazione che in nessuna delle 2 mozioni è stata affrontata, e la considerazione riguarda l'aspetto
sanitario mondiale. Prima abbiamo parlato del Covid a Portogruaro. Noi per il Covid a Portogruaro sappiamo bene che abbiamo tutele sanitarie importanti, abbiamo a disposizione i vaccini, rispetto ai quali c'è chi è d'accordo, chi non è d'accordo, ma riusciamo a fare un dibattito anche su questo. In molte parti del mondo non c'è questa possibilità. In Afghanistan, oltre ad avere i problemi che sono stati ben descritti questa sera, c'è anche un problema di emergenza sanitaria importante e su questo anche il nostro Paese deve riflettere, perché io sono assolutamente convinta che non esista più il problema locale, esistono i grandi problemi che si riverberano anche a livello locale e l'Afghanistan è un grande problema mondiale che prima o poi dovremo accorgerci che avrà un riverbero anche locale, nazionale sicuramente, ma anche locale. Quindi il vantaggio di entrambe le mozioni, a mio avviso, è quello di focalizzare l'attenzione sull'evoluzione della percezione della comunità, evoluzione della percezione che è andata svolgendosi negli ultimi 10 anni. 10 anni fa non avremmo affrontato così il tema, saremmo stati tutti molto più rigidi, molto più intransigenti. Oggi nessuno di noi può più permetterselo. La rigidità intellettuale è uno strumento sbagliato, evidentemente a mio modestissimo avviso. Abbiamo bisogno di essere, ripeto, attenti, molto attenti a come il mondo si sta evolvendo. Io ritengo, abbiamo riflettuto come gruppo consigliare e visto l'importanza del tema, ciascun consigliere darà la sua personale votazione. Deciderà se votare a favore, votare contrario o astenersi rispetto a ciascuna delle due mozioni, proprio per la rilevanza dell'argomento, perché ciascuna delle due mozioni ha aspetti totalmente condivisibili, ma forse in qualcuna c'è qualcosa che potremmo anche modificare o chiedere di modificare. Ripeto, sono assolutamente molto contenta che questa sera ci sia la possibilità di superare la vecchia distinzione che si faceva qualche anno fa rispetto a accoglienza sì, accoglienza no, perché ormai sappiamo che un metodo di accoglienza dobbiamo trovarlo. La nostra società non ci permette più di dire mi volto dall'altra parte. Grazie consigliere senatore. Ci sono altri interventi? Sì, ci saluta la consigliera Bravo per motivi di salute. Altri interventi? Consigliera Zanutto, secondo, prego. Sì, niente, per quanto riguarda il voto, anche noi siamo solo in due, però insomma giustamente anche noi possiamo avere, lascio la libertà insomma anche per noi di votare tranquillamente a seconda di quello che si ritiene più giusto insomma. Grazie. E volevo solo chiedere al consigliere Terenzi, lei tecnicamente intendeva lavorare sulle due mozioni come proposta oppure... Io Presidente ho fatto una proposta precisa. Non ho ricevuto risposta, ma la proposta precisa era che, visto e considerato che il tema è comune alle due mozioni, visto e considerato che dal dibattito, almeno dagli interventi, alcuni interventi, si sono sottolineati entrambi i profili, mi pare di aver inteso, allora io dico che se c'è la possibilità di trovare un testo condiviso che racchiuda entrambe le istanze,
entrambe le petizioni, cioè l'istanza e la petizione dell'informazione e l'istanza e la petizione dell'accoglienza nei dispositivi che insomma si sono esplicitati nelle mozioni. Io credo che ci sia la possibilità da parte nostra di addivenire un testo unitario. Se invece ognuno ritiene di insistere sulla propria mozione, è evidente che poi ciascuno voterà secondo l'orientamento. Insomma, noi siamo poi, fra l'altro, come dire, i proponenti di una mozione. È evidente che in questo Consiglio insisteremo su questo approccio e su questa impostazione, però se c'è questa volontà noi siamo disponibili a trovare un testo comune. Ok, grazie. Chiedo quindi al promotore della seconda mozione se accoglie che allora faccia una sospensione o se invece rimangono i documenti. Facciamo una sospensione di 10 minuti dei capigruppo per vedere se si riesce a divenire ad un documento unico. Grazie. Il suggerimento è questo: la visione di società del presente e del futuro mette al primo posto la vita e la salute delle persone. Vogliamo vivere in una società che guarda al futuro e alla tutela dei più fragili come una sfida che investe la ricerca, le nuove tecnologie e l'umanizzazione professionale per garantire alle persone una cura per la migliore qualità di vita e la migliore assistenza possibile anche nella malattia. Secondo me questo deve essere lo spirito con il quale i capigruppo dovranno trovarsi. Grazie.
Allora ricominciamo la seduta. Se vogliono i due relatori fare una piccola nota, dopo io trasporto a tutti quello a cui siamo giunti. Prego. Grazie Presidente. Allora la riunione è stata abbastanza rapida, veloce e incisiva. C'era una necessità, quella di raccogliere entrambe le istanze. Lo abbiamo detto, che entrambe le istanze meritano attenzione e c'era la necessità però di produrre un testo comune, quindi alcuni colleghi hanno chiesto, hanno proposto di rinviare tutto e di andare in commissione. Personalmente ho ritenuto questa proposta una proposta come dire, di difficile praticabilità, una proposta che avrebbe accantonato un tema che è già urgente da mo' ed è una proposta che avrebbe tutto sommato anche svilito un po' il dibattito di questa sera. Allora la proposta che io mi sono sentito di fare ed è stata accolta dalla collega Zanutto, che ringrazio, e dai colleghi, è quella di mantenere il testo della mozione presentato da Alessandra e dalla Lega con l'inserzione nel dispositivo finale della petizione che riportava la nostra mozione. Quindi il tema dell'auspicio dell'azione del governo italiano e l'impegno nei confronti di sindaco e amministrazione a attivarsi nella conferenza dei sindaci per mettere a disposizione all'interno del Veneto orientale percorsi e processi di accoglienza. Quindi questo è il risultato di una veloce e anche costruttiva capigruppo. Grazie consigliere Terenzi. Consigliere Zanutto. Sì, niente, ha già riassunto estremamente bene il collega Marco, e essendo appunto due temi da affrontare indubbiamente, c'è questa emergenza, abbiamo cercato quindi di trovare un'area d'accordo e per me era molto importante, per noi era molto importante portare a conoscenza delle persone, soprattutto dei ragazzi, come abbiamo già dibattuto nelle scuole questo argomento per la conoscenza, ma altresì è importante anche rendersi disponibili ad accogliere le persone che purtroppo versano in condizioni gravi, per cui diciamo che è stata una collaborazione veloce e proficua, quindi va benissimo come ha relazionato il collega Terenzi, va benissimo così. Allora no, non è che si ritira, si completano entrambe, quindi tecnicamente noi adesso abbiamo fuso le due mozioni e io ne darò lettura, poi io darò copia alla segretaria perché poi il documento domani sia quello posto agli atti. Allora la mozione madre, diciamo, è quella presentata dalla consigliera Zanutto, che al termine dice: il Consiglio Comunale si impegna a continuare a tenere vivo il dramma della sofferenza dell'Afghanistan per poter avviare con i giovani studenti progetti fattibili da proporre alle autorità governative, a promuovere convegni e studi sui drammi dei rifugiati, ad avviare una serie di conferenze con relatori qualificati per spiegare il conflitto afghano. Soprattutto questa amministrazione continuerà a tenere aperte le porte con le iniziative governative che possono portare Portogruaro ad essere presente nella comunità internazionale. E prosegue con: il Consiglio Comunale auspica che il governo italiano agisca con la continuità richiesta in tutte le sedi appropriate per fronteggiare attivamente l'emergenza e la nuova situazione sociopolitica afghana, facendosi promotore di un'azione diplomatica volta ad ottenere una risposta da parte della comunità internazionale, insieme ad un piano straordinario di evacuazione in sicurezza tramite l'apertura imprescindibile di corridoi umanitari, nel rispetto di un dovere non solo morale ma anche giuridico, previsto dalla Convenzione di Ginevra del 51 e dal Protocollo di New York del 67, ricomprendendo altresì uno sforzo collettivo della comunità
internazionale volto ad una condivisione del dovere di accoglienza e impegna il sindaco e l'amministrazione ad attivarsi nei tavoli istituzionali territoriali competenti, a partire dalla conferenza dei sindaci, allo scopo di promuovere ed offrire la disponibilità e risposte concrete necessarie a livello locale per far fronte alle esigenze di accoglienza dei profughi afghani nel rispetto del diritto nazionale ed internazionale e in nome dei principi di solidarietà e di responsabilità. Questa, sì. Sì. Esatto, sì, sì, sì. Il Presidente adesso vi propone il Sì, sì. ritiro delle due mozioni per approvare il certo. nuovo testo come concordato e frutto Certo, delle due mozioni certo. precedenti. Anzi, io chiedo ai due relatori di ritirare la loro mozione reciproca e quella che invece poi ho letto in sintesi è quella che sarà votata. Quindi il ritiro, sì. Dichiarato quanto espresso. E poniamo in votazione quella che abbiamo considerato, d'accordo? Ritirano le proprie e il Consiglio fa propria quella dei capigruppo riunitosi. Di cui il Presidente ha dato lettura, sì. D'accordo? Va bene. Poniamo in votazione. Chi è favorevole? C'è l'unanimità. La mozione è approvata, grazie. Passiamo ora al settimo punto, proposta di mozione. Il Governo finanzi urgentemente la realizzazione della terza corsia nel tratto San Donà di Piave a Portogruaro attraverso i fondi del PNRR, ovvero altri fondi dello Stato. Allora questa l'avevo presentata io come sapete e io propongo di rinviarla al mese di gennaio. Per quale motivo? A parte che è stata presentata in tempi abbastanza retrattivi, quindi probabilmente adesso ha perso anche un po' di forza. Devo dire che Fratelli d'Italia l'ha presentata in più comuni. A San Stino per esempio l'hanno votata con un paio di emendamenti legati agli impegni dei sindaci che erano già avvenuti, perché non è che qua ci vogliamo prendere la paternità di risolvere questa annosa problematica. Però a me interessa portarla a gennaio per quale motivo politico? Perché adesso sarebbe un po' smontata nel suo corpo, e quindi non è che mi interessa mettere una bandierina come Fratelli abbiamo fatto votare una mozione. C'è il CIPES che deve decidere entro dicembre, come ci hanno detto gli onorevoli che abbiamo del territorio che abbiamo in Parlamento. C'è anche un emendamento, a dire la verità, presentato dall'onorevole De Carlo, che sarà discusso fra una decina di giorni, credo, in Parlamento, che si rifà alla possibilità di ottenere dei fondi e vedremo come andrà. E quindi a gennaio probabilmente, se volete, lo facciamo anche un documento d'assieme, lo propongo già, se mi concedete di fare il primo firmatario, giusto per mantenere un po', ne ragioniamo assieme per vedere quello che possiamo ottenere su questo purtroppo problema che sta diventando anche questo sotto l'aspetto umano pesante per le vite che si stanno perdendo. Quindi io tecnicamente, segretaria, la rinvio, lo ritiro da questo Consiglio Comunale e lo rimando a gennaio, d'accordo? Consigliere Terenzi, prego. Volevo dire che è apprezzabile questa sua posizione, perché in effetti noi ci saremmo sentiti nella condizione di porre le stesse questioni che ha posto lei, cioè una mozione che virgolette, era virgolette, non accoglibile in quanto mancava di alcuni presupposti ed era debole, oggettivamente debole da questo punto di vista. Ecco, il fatto che lei l'abbia ritirata per riposizionarne la discussione e la votazione in Consiglio credo che vada proprio a vantaggio della questione, quindi noi sì, apprezziamo la sua iniziativa. Sì. Grazie consigliere. Consigliere senatore, prego.
Sì, ringrazio anch'io il Presidente Mascarin per la lungimiranza anche nell'affrontare questo argomento, nel ritirare la mozione, ma soprattutto perché ci avrebbe dato la possibilità, ma ci darà ancora la possibilità di affrontare un argomento assolutamente molto rilevante per il nostro territorio, perché quando si parla di completamento di terza corsia non ragioniamo solo in termini di realizzazione di tratto stradale, ma parliamo anche di grande viabilità e della necessità di ragionare anche sugli scambi di merci, sugli scambi commerciali della nostra zona. Grazie Presidente per l'opportunità che ci ha dato. Grazie, grazie. Quindi allora a questo punto passiamo all'ultimo punto, che sono diverse interrogazioni, domande e attualità. Andiamo allora per come presentate a livello di protocollo. La prima interpellanza, risposta verbale, richiesta di elucidazione riguardante l'acquisizione di un'area da adibire a parcheggio nella frazione di Portovecchio, presentata ai consiglieri Rodriguez e Pizzolito in data 22 novembre. Se vogliono darne lettura, grazie. Grazie signor Presidente. Oggetto la richiesta dunque di elucidazione riguardante l'acquisizione di un'area da adibire a parcheggio nella frazione Portovecchio. In riferimento alla presentazione dell'emendamento di natura soppressiva votata all'unanimità dal Consiglio Comunale dell'8 novembre 2021, inserito nel piano delle valorizzazioni, alienazioni e acquisizioni immobili triennio 2021-23 per l'acquisizione di un'area nella frazione Portovecchio del valore ipotizzato di euro 30.000, vedi paragrafo 5 del DUP. Con la presente siamo a chiedere se siano state espletate le necessarie verifiche atte a determinare la possibilità della costruzione di un parcheggio nella frazione Portovecchio relative ai vincoli ambientali, vincoli urbanistici e vincoli paesaggistici. Tutto ciò per rendere edotta la popolazione della possibilità concreta dell'intervento con una proposta organica di predisporre un progetto di massima da illustrare ai residenti che tenga conto dei costi e benefici al fine di eventuali suggerimenti o proposte da parte di cittadini di Portovecchio. Certi di una sollecita risposta, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti. Grazie. Grazie consigliere. Risponde il sindaco. Prego. Le rispondo semplicemente, consigliere Pizzolito, che le attività di ricerca di disponibilità di aree con destinazione urbanistica coerente o comunque disponibili alla cessione, che sarebbero state rese urbanisticamente coerenti nell'ambito del procedimento di approvazione di un'opera pubblica, sono state interrotte, non avendo questo Consiglio Comunale approvato le modifiche al DUP che autorizzavano la Giunta Comunale a ricercare tramite manifestazione di interesse un'area adeguata. La domanda quindi non può trovare risposta essendo carente dei requisiti oggettivi. Voi sapete che nelle interrogazioni, interpellanze si dà solo il grado di soddisfazione o meno, quindi a voi. Prendiamo atto della risposta parziale del sindaco, dico parziale perché ha detto, rispondendo alla nostra interpellanza, che il percorso che era stato iniziato dall'amministrazione comunale si è interrotto a seguito del nostro emendamento di natura soppressiva. Volevo soltanto chiedere per chiarimento se nell'iniziare il percorso che doveva portare a una possibile acquisizione dell'area da adibire poi a parcheggio a Portovecchio, se esiste anche parziale carteggio di questo percorso che si è interrotto. Lei ha detto il percorso si è interrotto, ma evidentemente era stato iniziato un carteggio. Volevo solo sapere se esiste un parziale carteggio rispetto a questo. Ok.
ci sarà tempo per approfondire, che se vi manca. Allora, interrogazione a risposta verbale, attivazione SPID, presentata dal gruppo Civici e Democratici il 24 novembre. Prego. Premesso che lo SPID, il codice di identificazione personale, sta diventando parte integrante e necessaria della vita di tutti per ottenere i servizi della pubblica amministrazione, dai concorsi ai pagamenti scolastici ai servizi del Comune e ai rapporti con il Fisco e con l'INPS. Le ultime normative prevedono che i certificati dell'anagrafe di tutta Italia dal 15 novembre siano scaricabili gratuitamente dal sito ampr.gov.it tramite lo SPID. Il codice SPID si ottiene attraverso numerosi enti provider e richiede la registrazione dei dati anagrafici sulle piattaforme digitali, dati ai quali va collegato il riconoscimento facciale dell'interessato. Quasi tutti gli enti certificatori che prevedono un sistema di riconoscimento facciale in presenza per lo SPID prevedono oggi un costo per il servizio di riconoscimento di persona, che risulta la forma più semplice per molta parte degli utenti, in particolare quelli meno avvezzi alle modalità digitali. Sono state attivate le procedure per lo SPID anche presso alcune pubbliche amministrazioni che verificano gratuitamente l'identità personale presso i loro uffici, fra cui il Comune di San Donà di Piave, che ha aperto uno sportello gratuito dedicato presso l'ufficio protocollo del Comune. Considerato che nel DUP appena approvato l'amministrazione tra i suoi obiettivi strategici di mandato il miglioramento dei servizi digitali a favore dei cittadini e il superamento del divario digitale, e considerato che questo sportello potrebbe essere un servizio reso anche ai cittadini dei comuni limitrofi nell'ottica di ripristinare e rafforzare il ruolo territoriale di Portogruaro, tutto ciò premesso siamo a chiedere se l'amministrazione comunale aveva già previsto di attivare questo servizio, che l'amministrazione e in particolare l'assessorato di riferimento si attivi immediatamente per poter avviare questo servizio gratuito a favore della cittadinanza, che l'amministrazione faccia le opportune verifiche con le amministrazioni limitrofe per verificare le eventuali necessità per espletare il servizio in convenzione gratuita, che l'amministrazione avvii in ogni caso una campagna di informazione capillare con i cittadini per informare sulle finalità dello SPID e nel caso sia attivato del servizio di sportello gratuito da istituire. Infine, se l'amministrazione comunale ha predisposto attività diverse per il superamento del divario digitale, soprattutto in termini di inclusione per gli anziani e coloro che non sono alfabetizzati digitalmente, quali e con quali modalità. Grazie. Risponde l'assessore Dalben, prego. Sì, io farò una premessa per introdurre, visto che la descrizione del servizio va contestualizzata e magari non tutti hanno idea di come funzioni la procedura e di identificazione e di erogazione del servizio stesso. Lo SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, è un sistema di autenticazione che permette ai cittadini e imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione con un'identità digitale unica. L'identità SPID è costituita da credenziali, nome utente e password, che vengono rilasciate all'utente che permettono l'accesso ai servizi online. Per alcuni servizi è inoltre richiesta la digitazione di un OTP, One Time Password, inviata al cittadino via SMS o generata tramite app dedicata e rilasciata dal gestore SPID a cui il cittadino ha aderito. Adesso introduco il ruolo del RAO, perché poi è quello fondamentalmente quello di cui stiamo parlando. Le pubbliche amministrazioni possono svolgere il ruolo di RAO, Registration Authority Officer, vale a dire essere incaricate della verifica dell'identità personale del richiedente. Nelle amministrazioni aderenti a questo servizio il cittadino deve recarsi fisicamente presso l'ufficio pubblico individuato portando con sé una serie di documenti. L'addetto preposto stamperà in una prima parte del codice di attivazione e la consegnerà al cittadino. La seconda parte del codice ed un file, il token. Per l'attivazione verranno inviati alla mail personale dell'utente comunicati in fase di identificazione. Successivamente l'utente dovrà da casa collegarsi al sito web di uno dei due gestori attualmente aderenti al servizio per ottenere il rilascio dell'identità SPID. Ricordiamo quindi che il ruolo dell'ufficio comunale, nel pieno rispetto della normativa della privacy, si ferma all'identificazione richiedente e non all'effettivo rilascio delle credenziali dello SPID. I due gestori attivi e con i quali è possibile istituire un contratto RAO sono Poste e Sielte. Di ora comunque la stessa ditta Sielte rilascia SPID senza ulteriori spese a chi è in possesso di carta d'identità elettronica. Presso le Poste ha un costo che è irrisorio. Il tema del rilascio dello SPID, quindi se centro la domanda, non è tanto sul
sull'effettivo rilascio al 100% e il seguire nell'iter il cittadino dall'inizio alla fine, perché questo non è possibile. Cioè il cittadino in ogni caso, e io poi ho anche guardato i siti comunali di altri enti, anche San Donà l'ha fatto, si limita a una prima identificazione, perché il cittadino in ogni caso dovrà da casa autonomamente completare l'operazione. Quindi c'è il tema successivo, che è quello individuato dai costi, perché è vero che nell'interrogazione o comunque c'è una proposta di individuare un servizio che sia gratuito e magari in maniera omogenea venga erogato anche per tutti quei cittadini di comuni più piccoli. In capo al comune comunque peserebbero dei costi di manutenzione e di attivazione del servizio stesso che superano €1.000.000, circa 1.500 euro all'anno, questo è quantificabile. Per l'attivazione infatti del servizio RAO presso l'ente vi è la possibilità di interfacciare l'attuale software di gestione dell'anagrafe comunale all'ente certificatore scelto, Poste o Sielte. C'è un canone annuo e non da ultimo c'è il tema di individuare chi all'interno del personale comunale andrà a svolgere questo ufficio del RAO. Per quel che riguarda l'ultimo punto, io l'ho anticipato e l'ho detto più volte, attivo il progetto di palestra digitale. No, mi ero appuntato anche il sito di Padova e ho fatto uno screenshot della pagina del 25 novembre. A seguito di prima interfaccio col comune, quindi l'identificazione, a pie pagina, in grassetto, sottolinea che una volta ottenute le credenziali il cittadino deve completare in autonomia con i dati ricevuti via mail la procedura di attività rivolgendosi ad un fornitore dello SPID, quindi non viene esaurito in capo all'amministrazione comunale l'erogazione del servizio. L'anziano che arriva in comune o va alle poste dovrebbe comunque in un secondo step completare l'operazione da casa. Questo non è possibile effettuarlo presso l'ente comunale. Per quanto riguarda l'ultima parte adesso, l'ultimo punto, in ordine al superamento del divario digitale, si segnala l'attivazione di una palestra digitale presso il locale della Villa Comunale. Ora i locali sono stati predisposti ed è stato pubblicato da parte del Comune San Donà, che è capofila del progetto, la selezione di figure di quelli che sono cosiddetti animatori digitali, che dovranno svolgere attività di supporto a cittadini, imprese ed enti del terzo settore e consistente nell'attività di animazione, informazione, acculturazione, assistenza digitale per un minimo di 15-20 ore. Questo era il progetto di cui avevo già parlato in varie occasioni precedenti e si ricollega a tutto quel filone dell'Innovation Lab e tutti quei progetti finanziati dal Paul Fesser 14-20 e i centri di P3A, palestre digitali. Sinceramente con l'ufficio Atti ci siamo più volte interfacciati col dottor Galimberti, mi pare si chiama il dirigente dell'area del Comune di San Donà, col dottor Mestre e con l'architetto Giacomazzi, quindi corresponsabile del progetto a livello locale e a livello sovracomunale. Ho appuntamento mercoledì per definire nello specifico e affrontare insieme l'offerta formativa che è suddivisa in moduli, che verranno definiti insieme in base alle esigenze che ha l'amministrazione e poi verranno erogati già dal prossimo anno, quindi da gennaio, nei confronti della cittadinanza. Quindi per poter consentire sia ai ragazzi che anche alle persone più avanti con l'età di fare esercizio, tra virgolette, passatemi il termine, in questa palestra digitale che è stata individuata in Villa Comunale, a piano terra. Grazie Assessore. In grado di soddisfazione o meno, consigliere? No.
vorrei precisare una cosa, questa interrogazione è frutto di segnalazioni dei cittadini che hanno ovviamente un problema ed è chiaro che si rivolgono a chi può dare una risposta. Giustamente ci sono tutta una serie di problemi che l'assessore giustamente mi ha posto, di privacy, logistici, digitali, però io cerchiamo un modo veramente per venire incontro a queste persone, magari pensandoci insieme, attivando prima dei corsi al di là del progetto dedicati per insegnare come poi chiudere la procedura dello SPID, cioè io capisco perché mi metto nei panni di chi poi gestisce gli uffici e sia tecnicamente che a livello politico, però il problema delle persone c'è e capisco anche che non si possa concludere definitivamente la procedura, però per quella parte lì magari troviamo un'alternativa, mettiamo delle persone che possano dare 4 informazioni in più, perché si tratta di persone che se non hanno figli non hanno il modo di chiudere questa cosa. Apprezzo ovviamente l'attività che viene fatta in ambito digitale, ovviamente spero che venga, ma sono sicura che sarà fatto, data informazione capillare soprattutto a quelle fasce di età di cui parlavamo, perché un ragazzo è un ragazzo, secondo me fino ai 50 anni è facile gestire. Il sindaco mi guarda male, ma io conosco sopra i 50 anni che hanno difficoltà a collegarsi, quindi cerchiamo delle soluzioni. Capisco che ci sia un problema per risolvere le cose, però mi piacerebbe che avessimo un'ottica più risolutiva, che più di vedere qual è il problema, perché so che ci sono, però i cittadini comunque hanno il problema. E anche se il costo irrisorio dei 12 euro che ci sono in altri settori, ci sono persone che non lo fanno e prima o poi avranno bisogno dello SPID. Questo è il problema di fondo. Tutto qui. Grazie consigliera. Passiamo ora all'interrogazione successiva. Situazione critica nell'ospedale di Portogruaro, presentata dai Civici Democratici il 24 novembre. Prego. Ci sono giunte diverse segnalazioni da cui emergerebbe una situazione critica nell'ospedale di Portogruaro rispetto al personale sanitario e dirigenziale, secondo le quali, per esempio, il responsabile del CUP sarebbe passato in comando presso altro ente, il direttore del distretto, dopo qualche mese di servizio, si sarebbe dimesso, il direttore della funzione ospedaliera e il direttore medico si trasferirebbero a breve ed infine sarebbero di prossima dimissione 2 medici ortopedici, 2 medici pediatri e un medico anestesista. Se tali segnalazioni corrispondessero al vero, si registrerebbe una situazione critica per la tenuta dell'ospedale e dei servizi per tutta la comunità. Per ciò stesso il gruppo Civici e Democratici, manifestando nuovamente la sua forte preoccupazione, chiede che il sindaco e l'amministrazione verifichino con la dirigenza dell'ASL Veneto Orientale 4 se quanto su esposto risponda al dato di realtà, quanto riportato in premessa generi importanti criticità organizzative per l'ospedale di Portogruaro, se queste defezioni e numerose ed improvvise preludano a strategie di accorpamento che abbiano indotto alle suscitate dimissioni. Chiede inoltre che verifichino con la Regione Veneto quali siano gli intendimenti e la strategia programmatoria previsti per l'ospedale di Portogruaro nel medio periodo. Chiede infine al sindaco e all'amministrazione di relazionare puntualmente in sede di Consiglio Comunale anche per dare adeguata informazione alla cittadinanza sullo stato dei servizi dell'ospedale di Portogruaro. Grazie. Grazie consigliere. Assessore Fagotto, prego. Buonasera a tutti. Allora, in merito all'interrogazione si precisa che il turnover dei dirigenti è legato ad opportunità professionali che sono state offerte agli stessi, ma avvenute ancora diversi mesi fa in occasione della costituzione delle nuove direzioni aziendali delle ULSS del Veneto.
e precisamente il direttore della funzione ospedaliera è stato nominato direttore sanitario in altra ULSS ancora a febbraio e anche il direttore del distretto è stato nominato direttore dei servizi sociali in un'altra azienda a fine giugno. Per entrambe sono già state avviate le procedure per l'assunzione di nuovi direttori, le cui funzioni comunque sino ad oggi sono garantite temporaneamente dai loro colleghi. Anche il responsabile CUP in comando a Roma presso l'Agenzia per le rappresentanze negoziali, incarico anche questo di particolare prestigio, è già in corso la procedura di sostituzione. Complessivamente poi, per quanto riguarda le altre professionalità, va considerato complessivamente il turnover per l'azienda che conta circa 2.500 dipendenti. Questo turnover non si discosta da quello delle altre ULSS del Veneto, anzi si posiziona a livelli più bassi. Va piuttosto rilevato come l'azienda abbia formato professionisti che adesso possono assumere incarichi di prestigio a livello regionale e nazionale e che comunque verranno sostituiti. Per quanto riguarda la componente clinica, ad oggi si conferma la cessazione di un ortopedico e di un anestesista a Portogruaro. Anche per questi sono già avviate le procedure di sostituzione. Nessun medico della pediatria di Portogruaro ha rassegnato le dimissioni. Le cessazioni richiamate quindi non preludono nessuna strategia di accorpamento. Si tratta di scelte personali sostenute per lo più da percorsi di carriera che chiaramente rappresentano un'opportunità per gli interessati che hanno lavorato bene in questi anni o dalla possibilità di avvicinarsi alla propria residenza. Quanto alla strategia programmatoria per Portogruaro, questa è già tutta scritta nei documenti di programmazione della Regione Veneto, atti pubblici e accessibili a chiunque, che ne confermano il ruolo fondamentale e indiscutibile in questo territorio. A questi atti l'azienda fa riferimento. L'ospedale di Portogruaro, nonostante l'epidemia Covid, continua a lavorare a pieno regime, grazie anche ai diversi concorsi pubblici ed avvisi espletati con esito favorevole, che consentono di mantenere standard di attività elevati. Grazie Assessore. Il grado di soddisfazione o meno, prego, consigliere Vendigni. Rimane il fatto comunque che, come dice lei e ha sottolineato giustamente, che delle ottime professionalità sono andate via, è certo che è una scelta personale, ma evidentemente le scelte personali sono date anche dalla situazione in cui si trovano a operare all'interno di un ospedale che forse non riesce a trattenerli, e questo è un problema che a noi come cittadini e a tutti i cittadini interessa, perché se queste professionalità vanno via, credo che la qualità e anche la tenuta del nostro ospedale viene messa a rischio. La ringrazio. Grazie consigliere Vendigni. Passiamo ora alla successiva, risoluzioni problematiche su opere pubbliche, presentata dal gruppo Civici e Democratici il 24 di novembre. Prego. Premesso che per quanto riguarda la zona ovest del Comune, diversi sono i temi e i problemi prioritari di interesse della comunità da affrontare e risolvere. Le rotatorie sugli incroci pericolosi di Lisone e Pradipozzo, il completamento del centro polifunzionale di Pradipozzo, la risoluzione della sicurezza viaria conseguente al cantiere dei sottopassi a Sommaga, la carenza dei loculi nei cimiteri frazionari, in particolare di Sommaga, l'accesso al bosco di Sommaga e lo stato di degrado dell'area, la risoluzione del problema di alluvione che colpisce soprattutto Pradipozzo e Lisone. In particolare, in diverse occasioni istituzionali, attraverso comunicati e sulla stampa, l'amministrazione comunale è intervenuta e si è espressa sulle stesse tematiche, indicando le tempistiche sull'inizio dei lavori delle rotatorie di Lisone e Pradipozzo nel 2021, la prima con un progetto già definito dal 2015 e la seconda su cui è stato comunicato l'impegno di risorse regionali nel 2020 per la realizzazione dei lavori.
prevedendo la conclusione del centro polifunzionale di Pradipozzo entro il 2023, rappresentando in Consiglio, in risposta all'interrogazione di questo gruppo Civici e Democratici dello scorso gennaio, l'impegno a prevedere immediatamente per l'area interessata dai lavori del sottopasso l'illuminazione idonea ed un'adeguata viabilità in accordo con RFI per la mobilità delle famiglie interessate nell'area dei lavori, impegnando risorse per la predisposizione di nuovi loculi solo a partire dal 2023 come indicato al programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023, garantendo adeguata manutenzione al bosco di Summaga con il piano del verde affidato ad ASVO per renderlo accessibile e fruibile dai cittadini. Considerato che ad oggi non abbiamo colto alcun riscontro in ordine ai succitati argomenti, tutto ciò premesso siamo a chiedere quali sono le attività programmate e con quali tempi per la risoluzione per tutte queste priorità? Quali sono state le relazioni messe in atto con gli enti sovraordinati competenti per pianificare la realizzazione delle opere utili alla risoluzione di alcuni di questi problemi, rotatorie, Pradipozzo e Lison, salvaguardia idraulica e così via? Quando si informerà la cittadinanza delle reali tempistiche di realizzazione di queste opere? Quali e quante sono le risorse messe a disposizione e vincolate per il completamento del centro polifunzionale? Quando si risolverà la situazione della viabilità di Summaga nei pressi del cantiere dei sottopassi, posizionamento punto luce, accesso e viabilità? Cosa si intende fare per la gestione attuale delle difficoltà inerenti alla carenza dei loculi? Quando sarà possibile accedere al bosco di Summaga? Come si intende farvi accedere e come si intende risolvere la situazione di degrado in via permanente? Prego, signor Sindaco. Rispondo per punti. Centro polifunzionale, sito Pradipozzo. Sono in corso attività lavorative, i 2/5 dei contratti sono sostanzialmente conclusi, gli altri in corso, impianti, serramenti, gli edili sono conclusi all'80%. Sono in atto tutte le attività per accelerare il cantiere. Per lo stralcio che porterà all'agibilità è in corso la gara per l'individuazione del professionista come da programmazione prevista nel piano triennale delle opere pubbliche. Via Monte Cassino, sottopasso Noiari, è stata sentita l'Italfar più volte, provvisoriamente è stato posizionato un punto luce dell'illuminazione di cantiere che illumini anche parte di via Monte Cassino, nell'attesa che Enel fornisca un punto di fornitura per la realizzazione di un punto luce fisso. L'asfaltatura invece della strada è un'obbligazione che l'impresa deve realizzare, hanno siglato un contratto con la Super Beton per la fornitura dell'asfalto che poseranno loro, ma vista l'esigua quantità dell'opera hanno rallentamenti effettivi sulla fornitura. Manutenzione Bosco Summaga, la manutenzione è triennale, mancano ancora 2 annualità. Nell'ambito dell'appalto di impianto del bosco, in corso la contestazione per le piante morte che dovranno essere sostituite in garanzia. L'accesso dell'area del PUA Santa Elisabetta potrà avvenire solo a conclusione della definizione dello stato fallimentare del consorzio urbanistico con la cessione delle aree. Carenza loculi, prevista in realizzazione nel 2023 la realizzazione di 160 loculi nel capoluogo, contestualmente dovrà essere avviata un'attività, e lo stiamo facendo, di razionalizzazione delle concessioni in essere restituendo alla collettività gli spazi attualmente assegnati in modo perpetuo con concessioni di 99 anni. Rotatoria di Lison, è in corso di approvazione del progetto definitivo da parte di ANAS, tempi dipendono da ANAS, non dipendono da noi, più volte hanno disatteso le informazioni che ci hanno fornito. Ci sono state telefonate periodiche di aggiornamento sempre con la stessa ANAS e purtroppo loro hanno cambiato 3 referenti di progetto e questo ci complica il rapporto. Rotatoria di Pradipozzo, il Comune ha fornito il parere di conformità urbanistica in super velocità e quale proprietario delle strade intersecanti l'incrocio. Abbiamo fornito la disponibilità e sollecitato anche la disponibilità ad adottare la variante urbanistica per velocizzare la procedura con accordo di programma alle attività necessarie. Siamo in attesa di loro proposte alle nostre proposte. Grazie. Grazie, signor Sindaco, prego.
Sì, prendiamo atto e ringrazio di queste informazioni che se non avessimo fatto l'interrogazione io non so dove, cioè, non le avremmo reperite quantomeno come consiglio, quindi grazie. Grazie a lei. Passiamo ora a quella successiva. Interrogazione verbale. Chiarimenti sulla trasparenza e pubblicazione di atti amministrativi. Prego, consigliere Pizzolito. Se vuole dar lettura anche di quella magari funzione di controllo ispettivo, perché poi la risposta è della dirigente. Prego. Va bene, grazie Presidente. Nell'ultimo Consiglio Comunale, nelle comunicazioni, semplicemente volevo portare a conoscenza che a seguito della consultazione dell'albo pretorio i dati riferibili a una delibera non corrispondevano né nell'oggetto né nelle date con quanto riscontrato nell'albo stesso e una determina non veniva riportata nell'iter della pratica. Purtroppo non mi è stato possibile far presente queste anomalie, venendo interrotto dal Presidente del Consiglio che so dire non erano pertinenti nelle comunicazioni, invitandomi a usare gli strumenti normativi istituzionali come quelli che abbiamo utilizzato. A seguito di un normale controllo politico-amministrativo nell'albo pretorio online ho trovato interessante una determina dirigenziale numero 1578 del 9 agosto 2021, essendo l'ultima pubblicata dovrebbe comprendere tutti gli altri passaggi intermedi del percorso burocratico. Dal titolo in oggetto interventi di illuminazione e filodiffusione dei portici di Corso Martiri della Libertà, affidamento lavori alla ditta SEA Impianti SRL di Eraclea, Venezia, e leggendo il contenuto della stessa ho cercato di ricostruire tutto l'iter burocratico, tecnico, amministrativo che ha come base di partenza la numero 125 del 9 luglio 2019, confermata, trovata, dove si motiva, spiega che il Comune di Portogruaro ha aderito e approvato la relativa domanda di ammissione ai contributi previsti dalla Regione Veneto con decreto numero 608 del 14 maggio 2019, bando per il finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo del sistema commerciale nell'ambito dei distretti del commercio, riconosciuti dalla Regione Veneto con deliberazione di giunta regionale numero 2237 del 6 marzo 2018, facendo seguito a una storica delibera di giunta numero 184 28 novembre 2014, non reperibile sull'albo pretorio storico, attuando in qualità di comune capofila un progetto successivamente finanziato dalla Regione Veneto dal titolo Distretto Territoriale del Commercio Giralemene, in partenariato con i comuni di Caorle e di Concordia Sagittaria, Confcommercio Imprese per l'Italia, Portogruaro, Bibbione, Caorle, Confartigianato Imprese Veneto Orientale, Feder Distribuzione Vegal, Fondazione Musicale Santa Cecilia, Polis, Camera Commercio Industria Artigianato, eccetera. Con nota protocollo numero 30.409 del 17/7/2019, il Comune di Portogruaro, in qualità di Comune capofila del distretto territoriale del commercio Giralemene, che raggruppa anche i comuni di Caorle e Concordia Sagittaria, ha presentato la domanda di ammissione al contributo di cui sopra citato bando con un progetto generale denominato il percorso culturale naturalistico del Giralemene a sostegno dello sviluppo socio-economico del distretto commerciale. Con nota del 31 marzo 2020, protocollo comunale numero 00131185 in data 1 aprile 2020, la Regione Veneto ha trasmesso al Comune Portogruaro il decreto direttoriale numero 23 del 17 febbraio 2020, relativo all'impegno di spesa in favore del Comune di Portogruaro in qualità di capofila per il finanziamento del progetto in argomento, approvato con decreto numero 392 del 2019. Con decreto numero 178 del 21 aprile 2020, trovato nell'albo pretorio storico, ma con una data diversa, cioè del 3/11/2020, con oggetto generico variazione di bilancio
con il contenuto della stessa che non riguarda assolutamente il giralemine, ma bensì capitoli di spesa attinenti ai servizi sociali, si legge che il Comune di Portogruaro ha accettato il contributo regionale di cui del decreto regionale numero 608 del 14 maggio 2019, così come comunicato con nota della Regione Veneto sopra indicata. Questo è il contenuto del decreto riportato nella determina numero 1578 del 9 agosto 2021. L'iter amministrativo poi prosegue con il decreto numero 85 del 27/12/2019, numero 87 del 26 maggio 2020, determina dirigenziale numero 1849 del 24 settembre 2020 e la numero 79 del 27/12/2018. Determina dirigenziale numero 2604 del 21/12/2020 trovata nell'albo pretorio, nonostante non inserita nell'elenco dell'iter procedurale dell'ultima determina, con oggetto interventi di illuminazione e filodiffusione dei portici di Corso Martiri della Libertà. Determina dirigenziale numero 1243 del 21/6/2021, che nel riassunto non riportava la determina numero 2604 del 21/12/2021. Tutto ciò premesso, con la presente sono a chiedere se la delibera numero 178 del 3/11/2020 e non del 21 aprile 2020 ha genericamente per oggetto variazioni di bilancio per spese attinenti ai servizi sociali, qual è il reale numero e data di emissione della delibera riportata come numero 178 del 21 aprile 2020, che fa riferimento all'accettazione del contributo regionale, viene confermato, anche se mai citata in alcun atto nell'iter burocratico, che la vera delibera di accettazione del contributo regionale, di cui alla delibera numero 608 del 14 maggio 2019 e la numero 77 del 28 aprile 2020, avente per oggetto di distretto territoriale del commercio Giralemine, accettazione del contributo regionale, esiste un motivo del non inserimento della delibera numero 2604-2021 nell'iter burocratico o se si tratta di un mero errore di svista o dimenticanza. La seconda, durante l'ultimo Consiglio Comunale, nelle comunicazioni avrei voluto anticipare e chiedere se fosse possibile integrare la documentazione contabile degli impegni di spesa con i relativi atti amministrativi, delibere e determine, in alternativa alla richiesta accesso agli atti o altre richieste varie, sicuramente per di tempo per la macchina amministrativa, ma mi fu risposto che non essendo materia di comunicazioni di avvalermi appunto di questi strumenti istituzionali. Il tutto era motivato per la presa visione e controllo sulle spese e atti amministrativi, essendo questa una parte integrante fondamentale dell'attività politico-amministrativa dei consiglieri, che può avvenire in maniera diretta attraverso gli uffici competenti nel rispetto dei regolamenti oppure consultando l'albo pretorio e l'albo pretorio storico, dove si possono trovare tutti gli atti politico-amministrativi che l'amministrazione svolge nel proprio ambito lavorativo. Durante questa funzione di presa visione, per mia informazione e conoscenza dei fatti e delle scelte di questa amministrazione, all'albo pretorio mi è capitato più volte di poter porre l'attenzione sull'iter di alcune scelte dell'amministrazione attraverso il controllo e lettura delle varie delibere e determine, conseguentemente le determine dirigenziali, per dirla in breve come vengono spesi i denari pubblici. Non sempre questo mi è stato possibile, in quanto ci sono alcuni atti amministrativi già citati di delibere e determine di cui non trovo allegate le distinte o le fatture, impossibilitando quindi quella funzione di presa, visione e controllo, nonostante sia riportato nell'atto stesso la presenza della distinta. Ora nella mia ricerca ho trovato atti di diverse tipologie, chiamiamole categoria A, in cui nonostante si dichiari la presenza in allegato delle distinte, di esse non vi è traccia. Categoria B,
che a volte si trovano a fasi alterne allegate alle distinte fatture, e categoria C, dove si trovano sempre allegate la distinta delle fatture. All'oggetto si trova spesso geneticamente scritto liquidazioni fatture varie, atto di liquidazione fatture, eccetera. Qualche volta anche nell'intestazione si trova il riferimento alle ditte aziende interessate. Gli importi variano da poche centinaia di euro a decine e decine di migliaia di euro, e si badi bene, qui non è in dubbio la legittimità della spesa a seguito degli atti amministrativi, ma solo la possibilità di poter effettuare un controllo, una presa visione, con documenti alle mani di come sono stati spesi i denari pubblici, evitando azioni per di tempo per tutti. Tutto ciò premesso, con la presente sono a chiedere se sia possibile che siano allegate agli atti amministrativi di impegno alle spese le relative distinte fatture. Grazie signor Presidente, grazie. Grazie a lei. Allora, siccome le determini sono di competenza dei dirigenti, la risposta le verrà data per entrambe dalla segretaria. Prego. Allora, buonasera. Ritengo che entrambe questi atti non integrino la fattispecie dell'interrogazione come previsto dal regolamento del Consiglio Comunale, ma siano dei meri accessi agli atti amministrativi, la cui competenza è in capo chiaramente a ogni dirigente competente per materia. In virtù di questo si è deciso di trattare ugualmente con il Presidente e con il Sindaco in Consiglio Comunale, dando comunque una risposta mia a un accesso agli atti in sostanza. Un accesso agli atti che mi ha imposto quindi nella prima interrogazione a chiedere chiaramente all'ingegnere dirigente e competente in materia, ho fatto io l'accesso agli atti, dal quale è emerso che errore materiale per errore materiale è stata citata per un vero errore materiale la bozza di deliberazione di giunta comunale numero 178, era la bozza approvata poi dalla giunta comunale con una deliberazione numero 77 del 28/4/2020. Per quanto concerne invece la determinazione 2604 del 21/12/2020 e non 2021 come erroneamente è riportato invece nell'interrogazione, quindi siamo davanti a un altro errore materiale. Come si vede, gli errori materiali possono accadere a tutti. Si tratta della costituzione del fondo pluriennale vincolato, che è un atto amministrativo a valenza finanziaria, non viene citato quindi nella cronistoria degli atti, non per mancanza di trasparenza da parte dell'ente, da parte degli uffici, ma in quanto non è rappresentativo degli adempimenti normali assunti dall'ente. E quindi io ricordo e vi esorto a rivolgervi agli uffici e ai loro dirigenti, che sono sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento, e penso che si siano dimostrati sempre di una disponibilità veramente su cui non posso eccepire nulla, perché se mi accorgessi anche un solo momento che qualcuno non è trasparente o non vuole, vengono date sempre le risposte dagli uffici nel più breve tempo possibile. La consigliera Arreghini è la prova che questo abbiamo sempre cercato, per dare soprattutto a voi consiglieri comunali la possibilità di esercitare il vostro mandato. Siete rappresentanti dei vostri cittadini ed è giusto che questo avvenga, e io penso che gli uffici abbiano sempre risposto tempestivamente a tutte le vostre richieste per consentirvi di esercitare il vostro mandato. Ricordo una cosa poi, che nel sito internet, nella sezione storico atti, sono pubblicate le determinazioni delle deliberazioni dal 2016 in poi. Chiaramente per una questione tecnica gli atti prima del 2016 sono necessariamente oggetto di accesso agli atti, perché non sarebbero reperibili in nessun altro modo. E per quanto riguarda la seconda richiesta di accesso che viene fatta, riconosco che vengono effettuate, che ci sono varie tipologie di atti, e in questo caso questo è determinato dalla diversità dei soggetti fornitori. Ad esempio,
ci sono delle ditte individuali dove il codice fiscale del soggetto titolare è un dato personale che non può essere pubblicato, quindi non tutti gli atti hanno le medesime forme di pubblicazione, proprio nel rispetto della norma sulla privacy, che poi si è anche modificata nel corso del... Sì, anche l'IBAN, che è stata modificata anche nel corso degli anni recenti e quindi ha comportato anche una diversità di trattamento dei vari atti, quindi non c'è una mancanza di volontà di una pubblicazione per qualsiasi motivo, non è questo assolutamente il problema. Ricordiamo una cosa poi, che le fatture non sono degli allegati che necessariamente devono essere pubblicati e quindi per la trasparenza amministrativa quello che chiede la norma è necessaria solamente l'individuazione della ditta fornitrice, la modalità di affidamento dell'incarico e l'importo corrisposto. Ritengo che tutti gli atti amministrativi prodotti da questo ente, li ho controllati, siano corrispondenti al dettato normativo, quindi perfettamente regolari, perfettamente legittimi. E chiaramente capisco che dal punto di vista della consultazione un'uniformità degli atti possa essere auspicabile, non sempre possibile perché la norma non sempre questo lo consente. Nel rispetto della norma stessa, ci mancherebbe altro, e nel rispetto delle istituzioni che voi rappresentate in quanto rappresentanti dei vostri cittadini. Quindi non pensate mai un momento che gli uffici da me diretti abbiano mai un'esitazione a darvi tutta la documentazione che vi serve. Se avete dei problemi venite dai dirigenti o da me e il problema lo risolviamo. Avete diritto pieno di esercitare il vostro mandato e di conseguenza a questo noi siamo qua per aiutarvi tutti e tutto il Consiglio Comunale. Grazie, signor Segretario. Prego la soddisfazione o meno. Prendiamo atto, ovviamente sono soddisfatto e non c'era nessun dubbio per quanto riguarda la professionalità del nostro segretario, dottoressa. Grazie infinite. Grazie consigliere Pizzolito. Quindi il Consiglio Comunale si chiude qui. Voi sapete che noi, anche se siamo un po' in anticipo quest'anno, visto che poi il bilancio lo rimandiamo a gennaio, di solito chiudevamo con un presente, però per il rispetto, diciamo, delle scelte, secondo me, che il Sindaco ha portato anche verso i cittadini, quindi le mascherine obbligatorie, l'attenzione, le chiusure, abbiamo pensato, non vogliateci male, di non fare il brindisi e il presente in Sala Russolo. Porto anche gli auguri e salutiamo anche i consiglieri che questa sera non ci sono. Il consigliere Stival mi ha detto fare gli auguri a tutti di buon Natale, il consigliere Adrigo, il consigliere Barbisan, salutiamo il pubblico che ci segue da casa e anch'io vi auguro buone feste, insomma. Saluti. Prego. Allora dico, Presidente, grazie degli auguri, mi permetta di dedicarli a chi questa sera abbiamo nominato. Stasera abbiamo nominato le persone fragili, abbiamo nominato le persone in difficoltà che in questo periodo, e soprattutto gli anziani, che in questo periodo di feste vivono ancora con più difficoltà e problemi le loro difficoltà. Quindi tanti auguri. So che il consigliere Bertoncello è caduto sciando. Sì. No, perché è caduto sciando, consigliere. Tanti auguri a tutti, buon Natale e buone feste. Tanti auguri di buon Natale a tutti.